Ah, bene così, dai, dai. Ce la facciamo, mi sentite, tutto a po', sigla. Aspetti. What the fuck? Partire di show. Sicuro? Sono sicuro. Allora, vediamo se tutto... ma no, ma così no, questo è il gaming. No, così. Ma nemmeno, perché lo sfondo di... Ok, penso che ci siamo. Perdonatemi, sto ancora sperimentando tutta la situazione e spero che... Farmi un pochino più qua. Spero che tutto funzioni a meraviglia e voi mi darete del feedback, un feedback che si sente tutto, che l'audio si sente, che non siamo troppo alti, eccetera, eccetera. Allora, finalmente nello svantaggio... Oh, loca! Importante, Zambo Anghissà. Importantissimo. Ragazzi, sono due partite diverse, abbiamo visto due partite diverse. E, è veramente difficile commentare due Napoli completamente opposti. Anche nel secondo tempo, secondo me, va detto che abbiamo cominciato come il primo e quindi c'era molta Napoli macchinoso, Napoli prevedibile. Poi è arrivato il gol, intuizione di McTominay. Si può dire senza far torto a nessuno che si sono aperti, che l'Udinese si è aperta e non ha mantenuto quelle marcature e quella cerniera centrale. Bravissimo McTominay a trovare quel passaggio, bravo Lukaku, e da lì poi si sviluppa un nuovo Napoli. Quindi volevo ringraziare chi era? Armando. Quindi ringrazio Armando e abbiamo visto la reazione. Che bello. Ok. Penso che si vede tutto bene, penso che tutto funziona. Possiamo anche passare a una situazione così, che è diversa, dove si vedono i numeretti. Dovrei vedere i numeretti. Sono quattro sulla piattaforma viola, eccetera, eccetera. Di conseguenza i like devono partire. Senza fare nessun tipo di editoriale, domani vedrete o stanotte vedrete la reaction, una reaction disperata, disperatissima. 90 e sto Alma ieri e pompieraggio oggi. Bravissimo Alessandro, bravissimo Alessandro, perché è proprio così che deve andare con calma, tu devi esserci sempre. 90 è un po' difficile secondo me. 45 o 45, non penso nemmeno che ci siano a disposizione, cioè dovresti fare filotto totale nel girone di ritorno. Però va bene, va benissimo, lo sai, io con te non discuto, con te accetto solamente, porta bene e quindi continua imperterrito nella tua direzione. Il Napoli ha dimostrato delle difficoltà importanti e poi ne abbiamo superate nel secondo tempo, però le difficoltà restano. Queste sono le partite, lo dico spesso, le partite che mi piacciono di più, dove fai i punti. Phoenix Fire nel gruppo Telegram è un ritorno, quindi non c'è problema. Fai i punti e puoi parlare di quello che c'è da migliorare. C'è da migliorare, ma proprio tantissimo, ma proprio non poco, veramente tanto. E quindi sarà un'analisi bella. Spero che Conte con la vittoria ritrovi un po' di serenità, perché l'ambiente è un pochino elettrico e il Napoli per fortuna è riuscito a ribaltarla, altrimenti sarebbe stata una settimana durissima. Meno male che tutto è andato
come un po' di volume. Ok, no, questo è importante, me lo dovete far sapere, ragazzi, perché io questo devo aggiustarlo. Forse io posso farlo anche da qua, eh? Fatemi sapere adesso, perché è una questione a volte anche di gain. Non devo toccare a livello così. Potrebbe essere il gain. Vediamo se questo va bene. Io mi sento e dovrebbe essere così. Datemi l'audio basso. Ora molto meglio. Perfetto, perfetto. Grazie Max. Bassa il volume delle donation. Questa è un'altra cosa importante. Bravissimi, bravissimi. Questo ragazzi è importantissimo perché sto cercando di regalarvi. Questo è il gay giusto. Il gain. Molto meglio. La forma di Simeone. Grazie Valentina. Mi togli le parole di bocca perché entra come un dannato. Il primo pallone che tocca mette in porta Anghissà. Devi sfruttarla questa cosa, Antonio. È una cosa che io ho sentito dire poco in giro e che io avevo spinto anche ai tempi di Spalletti, il saper utilizzare Simeone quando sta in forma, e credo che stia in una forma smagliante, mentre Lukaku no. E non lo so se Lukaku la troverà mai una forma smagliante e brillante come quella di Simeone. Per fortuna Lukaku il gol ce l'ha portato. Questo microfono non serve. Il gol ce l'ha portato, quindi va bene. Alla fine noi tireremo le somme della stagione di Lukaku. E se porta quei gol di cui parlavamo qualche settimana fa, va bene, ce lo teniamo. La manovra forse ne risente, ti appoggi, ma non sempre la cosa va a buon fine. Poi fa un gol alla Lukaku di resistenza. Si sono allargate un po' le marcature, questo c'è da dirlo, però poi resiste ai difensori, è freddo sotto porta in questo caso. Quindi molto bene così. Alziamo la media, bravo Gianca. 333 di voi che non avete lasciato il like o 186 like. Non esiste, si può migliorare. Ho notato che siamo emotivamente... Oh, loco, siamo emotivamente fragili. È un peccato come trattano Tommy Lukaku? Lukaku ha gettato la maglia come uno sguardo. Questo non l'ho visto, Gabriele. Spero di poterlo recuperare in post partita. No, non credo. Penso sia stato un momento. Non credo che Tommaso è un mito e penso che venga rispettato nello spogliatoio. 7 gol e 5 assist. Grazie Fabio. Quindi siamo a 12. Le partite quante sono? 16. Contributo al gol. Alla fine i numeri parlano direi a suo favore per ora. Le prestazioni no, però te li ritrovi questi gol. E questo è stato un gol importante che ha ridato spinta al Napoli. Questa è una partita dove il risultato cambia molti giudizi, quindi noi dobbiamo essere equilibrati, seri nel giudizio e nell'analisi della partita e delle prestazioni, perché un altro che ha cambiato la partita è stato McTominay, che era abbastanza impalpabile nel primo tempo. E Conte gli chiedeva delle cose, perché poi se stai basso ti vengono a prendere alti loro e quindi si creava un intruppo a centrocampo. Se ti alzi si libera, però poi la manovra del Napoli era comunque abbastanza prevedibile. Alla fine da essere basso è arrivato quell'intuizione, quindi io resto dell'idea che McTominay più basso è meglio di un McTominay che resta avanti. Resto di questa idea qua. Poi 4-3, 4-3, 4-3, 10° posto. E qua Conte ci fa sorridere. Allora, mi chiedo, come fate a criticare Lukaku se gioca a 40 metri dalla porta? Già con Neres accanto le cose cambiano. Con Neres accanto le cose cambiano. Per esempio, già il fatto che la scritta Udinese-Napoli con i commenti non mi convince tanto. Ragazzi, devo fare delle cose, devo risolvere sicuramente delle cose, e quindi per esempio togliamola. Tanto voi lo sapete che stiamo parlando di Udinese-Napoli. Tutta una serie di cose. Con Neres accanto le cose cambiano. Sì, insomma, Neres ha fatto la partita di Kvara, né più e né meno.
Quando sta lui non viene aiutato tanto dalla presenza di Olivera, perché Olivera va comunque verso il centro, e si lascia al suo estro, al suo dribbling, creare delle cose. Il Napoli ha creato dei presupposti, come al solito, a destra con la catena e come al solito a sinistra con l'estro del singolo. Qualche cross è arrivato, molti sono arrivati imprecisi, molti sono arrivati ribattuti, e insomma non è cambiato niente. Di caparbietà il gol di Neres, che poi porta all'autogol. Non so nemmeno se gli hanno dato gol a lui o se hanno dato l'autogol, fatemi sapere. E posso pure lo ha sto bus che forse dà fastidio. Stanno già accompagnando Kvara a Capodichino, hai visto? E questa è una novità. Una novità che poi allora mi stanno ascoltando. Oi? Perché in questo caso è uscito con... no, questo è così. Allora, recuperiamo. Grazie Tore, sempre. Stanno già accompagnando Kvara a Capodichino. Hai visto? Veramente preferiscono Neres Lukaku Politano piuttosto che Kvara Lukaku Neres. Allora, qua si è bloccato tutto però, non ho capito perché. Apriamolo qua sta animazione. Ok, possiamo recuperare. Io mi ascolterai, Salvatore, domani in reaction, quando dico, ed era un Neres comunque che nel primo tempo era l'unico che stava creando dei presupposti e dello scompiglio. Ma è mai possibile? Perché poi Politano non ha fatto una grande partita, secondo me. Anche lui in crescita nel secondo tempo, però non era proprio in palla. Ed è stato inevitabile per me ragionare sul fatto che qui Neres sta pure in forma, ma è mai possibile che non lo possiamo vedere insieme a Kvara? Cioè immaginate di avere Kvara da una parte e Neres dall'altra, Neres magari col piede anche a rientrare dove può essere, secondo me, anche più pericoloso, che poi col destro non ha fatto un gran tiro. Guarda come il calcio poi alla fine ti dice le cose come sta. Non è stato un gran tiro e c'è stato l'autogol. È possibile mai che non si può fare, che non si può proprio vedere? Adesso è un problema che ci porremo più in là quando Kvara tornerà dall'infortunio, ma secondo me, grazie a Luigi, secondo me si deve fare, secondo me si deve provare, specialmente con le squadre che si difenderanno. Luigi, generosissimo. Notato quando Lobo scendeva a prendere palla tra i due difensori, era Olivera ad accentrarsi e mettersi davanti sulla linea di metà campo, così Zambo e McTominay erano più liberi. Un bacio a Nico McBrain. Allora io ti ringrazio Luigi prima di tutto. Sì, l'ho notato Olivera, ed è lo stesso lavoro che fa anche Di Lorenzo. Si vede benissimo quel lavoro. Specialmente adesso si vedrà ancora di più. Io mi pregio di avervelo fatto vedere nelle analisi che il Napoli sviluppa sempre così, Tlopo va in mezzo e se alzano i terzini più centrali in modo tale che restano larghi Politano e Kvara, insomma è abbastanza letto per liberare poi gli altri. Arrivo, siete in tanti, volete vedere Maradona che segna con me che col basso? Di conseguenza sì, questa cosa l'abbiamo notata e l'abbiamo fatta vedere, che è interessante. Recupero gli altri due. Andrea, anche lui generosissimo. Oggi super oggi super giocate viste in sprazzi di partita. Esatto, la sola differenza tra Neres e Kvara è la pressione mediatica sulle spalle. Forza Napoli forever and ever. Bella chiamata, caro Andrea, perché è così. Neres è il nuovo. Neres l'abbiamo visto impattare subito col Napoli. Neres poi c'ha la giocata frizzante, è ancora più frizzante di Kvara nel dribbling. Kvara è di potenza, Kvara in a lungo, Neres nel breve è più frizzante, quindi è chiaro che appassiona. Poi c'è la voglia di vederlo al posto anche di Politano e ci siamo. Kvara c'ha addosso l'annata dello scudetto, l'annata disastrata e questo inizio dove secondo me comunque stava facendo bene. E adesso sentiremo, perché si parla insistentemente di un accordo trovato con l'ingaggio e con la clausola di rescissione, quindi questo rinnovo a Kvara. Vediamo
che frutti porterà. Non ci dà la sicurezza che resta, ma ci dà la sicurezza che almeno non guadagna meno di Mazzocchi. E tutto qua. Recupero le altre. Armando. Dove sta? Che giornata. Pure mio figlio Lorenzo. Un gol e 2 assist. Che meraviglia, Armando. Mi fa piacere. Che bello sapere anche delle nuove leve che avanzano e abbiamo il report qua. Mi fa molto piacere. Un abbraccione a te e al figliuolo. Anche a Valentino. Ah, niente, volevo sentire il basso. Ok, allora lo lascio, dai. Magari poi posso sviluppare anche altre cose. Che è un po' romantico, è un po' moscia. Il giorno all'improvviso, però moscia, un po' romantica. Magari posso fare qualcosa di più, perché poi se sono il primo che gonfia per noi, segna la rete, prega per Don Raffaele, sono i primi che è così. Quindi va bene così. E grazie a tutti. Se non mi sono perso nessuno, andiamo con gli altri messaggi. I vocali, Francesco, non ti preoccupare, adesso li recuperiamo. Ancora c'ho voce. Forza Napoli, mi sono sabbato. Grande Deep Matti, grazie anche sul supporto dall'altra parte. Rosanna, non Rossana. Io non sono molto d'accordo sul fatto che non abbiamo giocato male nel primo tempo. Abbiamo avuto diverse occasioni che non sono d'accordo che non abbiamo giocato male. Che abbiamo giocato male, perché intendi così. Abbiamo avuto diverse occasioni per far gol, diciamo che c'è stata un po' di imprecisione nell'ultimo passaggio. Rossà, non sono d'accordo con te, per me abbiamo giocato male. Era un Napoli molto molto moscio, ci controllavano facilmente, mi ha dato l'impressione che il Napoli non potesse segnare proprio mai. Ha avuto l'occasione Anghissà, tiro di Neres, quello là di Neres all'inizio è uno di quelle cose che se lo fa Kvara chiediamo la rescissione del contratto. Poi la situazione di Ekkelkenkamp, Toven alto, buongiorno, che si stava perdendo Lucca da tutte le parti, il pressing dell'Udinese, Politano che non tira, Olivera, ci sono stati vari cross, Olivera cross, il non cross di Neres, alcune cose così. Poi arriva il rigore di Lobotka. La vera situazione è quella là di Anghissà, però si deve fare molto di più contro questa Udinese, onestamente. Sweet Sindaco, quanto sono importanti i like? Molto per me, perché ci permettono di arrivare ad altre situazioni. Io sono un po' storto, ma ce la faremo. Neres in panchina, Politano in campo, non si può più vedere, è stato già detto. Sì, l'ho detto io per primo, lo vedrete anche in reaction. Allora, più che immaginare, ricordo vagamente che un anno si giocava con Mario Rui e Zielinski, con Lobo e Anghissà, più Lozano, Politano, Kvara, Osimhen, molto molto più offensivi, quindi Kvara, Neres, Lukaku penso che si può fare. È certo che si può fare, lo sappiamo, non lo dobbiamo immaginare. Però era un'altra situazione, si veniva da una squadra in crescita del primo anno di Spalletti e si è andato verso lo sviluppo totale. Adesso si viene da una squadra che viene purtroppo dai disastri dell'anno scorso e quindi sotto un certo punto di vista io capisco che Conte sia abbottonato. Però ci stiamo avvicinando al girone di ritorno e se vogliamo veramente imporci, visto che la Serie A è tostissima quest'anno e lo state vedendo, secondo me qualcosa in più è obbligatorio farlo. Bisogna dare il tempo a Conte, non si deve dire Conte out, eccetera, eccetera. Dobbiamo stare calmi e bilanciati nei nostri giudizi, ma si può pensare di poter chiedere qualcosina in più. Forza Napoli sempre. Come moglie mi si aiuta a coccare. A me piace a segnare. Vabbè, capita che alle volte qualcosa. Io per esempio vi vedrete, ho cambiato maglietta per far segnare il Napoli. Sono delle cose che si fanno tra di noi. Io sono d'accordissimo con te, mi leggere Kvara e Neres uno a sinistra e uno a destra, anche perché vedresti questi due scambiare la palla. Se si avvicinano pure, sì, sarebbe mostruoso e darebbe a Lukaku. Per adesso un appoggio da entrambe. Secondo me non è lesa maestà a chiederlo. Vediamo se sarà possibile, ma siamo in attesa.
Però se metti Neres al posto di Politano, il lavoro di quest'ultimo chi lo fa, Neres ha quelle qualità, secondo me potrebbe perdere qualcosa. Sicuramente se gli chiedi poi di fare anche la fase difensiva di Politano, qualcosa la perdi. Però io dico anche una cosa, Kvara lo fa e lo ha fatto anche Neres oggi. Un paio di palle le ha perse, un paio di palle le ha recuperate, si abbassano. Signori, è un lavoro che devono fare tutti e non c'è problema. Se il Napoli tiene la palla molto di più, se il Napoli che sta cominciando a farlo, ad avere più possesso e più dominio, se tieni la palla un po' di più, sviluppi delle preventive dove magari tieni lo Lobotka più abbassato, in mezzo ai due centrali, si abbassano ogni tanto McTominay e chissà, e allora puoi tenere un po' più alti. Se invece stai troppo basso, è chiaro che poi devi fare troppi metri di campo e arrivi magari meno lucido davanti. Sono piccoli equilibri che è questo che si chiede all'allenatore di fare. Finché tutto va bene, tutto va bene. Se poi, come vedete, ogni tanto le cose vanno male, è chiaro che poi gli si chiede conto di tutto. Allora, leggiamo Davide, ma se il Napoli fa un certo tipo di calcio non c'è bisogno di far fare... Esatto, è proprio quello che ho detto io. Recuperiamo anche le pizze. Oh, che bello, vai altrove. Meglio che vai altrove, le pizze fritte. Sarebbe veramente un bel regalo per me. Ma andiamo ad ascoltare anche qualche vocale, tutto dovrebbe funzionare bene, ci dovrebbero essere 500 like, vedete un po' come vi dovete mettere. Allora, vocali con la pala, ovviamente è una partita che fa discutere. Allora, vediamo qua. Amici bellini, buonasera a tutti, E anche ciao questa Valerio. cosa la posso aggiustare. Considerazioni rapide. Primo tempo abbastanza male, purtroppo bisogna dirlo, anche abbiamo criticato tanto nella chat Lukaku. Certo. Il discorso di Lukaku è da affrontare, che ok il gol nel secondo tempo, però da parte mia, opinione mia, l'Udinese non è entrata in campo nel secondo tempo. Detto questo, il primo tempo Lukaku tocca pochi palloni, ma lui fa qualcosa per andarsela a cercare, perché a me sembra che è molto statico e non fa nulla per andarsi a cercare palle, per rendersi pericoloso, eccetera. Altra considerazione, come si fa a tenere in panchina adesso Neres? Cioè, ok, oggi è la prima partita da titolare, però oggi l'autogol di Giannetti, lui ha fatto una cosa che non si vedeva da un po' di tempo. Poi molto bene McTominay, grande assist, e per il resto un bel secondo tempo, anche se secondo me l'Udinese si è un po' sciolta da sola. Poi magari mi correggerete voi. Un abbraccio. Ciao a tutti. Bellissimo secondo tempo, dopo il bruttissimo primo tempo, e se Antonio non mi fa vedere Neres e Kvara insieme è Gonde out. Ovviamente. No, non ti posso contraddire perché effettivamente è così. L'abbiamo dovuto dirlo che l'Udinese sia un po' squagliata. Si sono aperte le maglie della marcatura e quindi il bel assist di McTominay, perché poi lo devi fare quell'assist al bacio e devi fare il gol di resistenza di Lukaku, e poi sì, il gol di Neres è di caparbietà, di voglia di crederci, e lì sono andati un pochino nel panico i giocatori che creano un po' il panico, sono Neres, sono Kvara, eccetera eccetera. Politano crea meno panico, Politano è un giocatore di equilibrio, un giocatore che sta là, può fare lo scambio, può creare quella catena con i triangoli, eccetera eccetera, però molto spesso se questi triangoli non sono a 1000 all'ora, loro si sistemano e ti chiudono lo stesso. Quindi sa da faticare, non è una cosa nuova. Bene Valentina, contatti dubbiosi, ovviamente vi rimando sempre alla reaction. Primo tempo sul polpaccio di Olivera. Prima di prendere il pallone lo prende sul polpaccio e mi ha ricordato i 2 rigori della Juve che fa la Juve sull'Inter, quando tu ti metti davanti e prendi il calcio perché il difensore non ti vede proprio, ti sei messo davanti e hai preso il calcio. Quello magari è strusciato, non lo so, non è un calcio pieno, però altre volte lo abbiamo visto dato come rigore.
Idem la situazione di Lobotka. Lui si sta girando, è abbastanza congruo che si vuole parare la faccia, però il rigore da regolamento ci può anche stare. Mentre con l'Atalanta no. E anche lì è congruo, prende prima il polpaccio, eccetera, eccetera. Quindi si può ragionare. Su Doveri nello specifico, mi pare che sia lui, che ho sempre detto che è un arbitro che gestisce la partita, che non arbitra, gestisce a seconda di alcune cose che fa, poi gestisce di conseguenza. Dopo aver dato il rigore subito, proprio rigorissimo così, mancano, allora, da un giallo a Atta molto severo, quindi giallo severo per l'Udinese, non da un giallo a Rachmani che ci poteva stare, e secondo me ne salta uno anche ad Olivera. Male Doveri anche nei confronti dell'Udinese, bisogna dirle tutte le cose perché sennò vado al manicomio. Quel gomito sulla testa di Lukaku, sì, così. Doveri 5,5 che fischia per il flessore di Lopez. Doveri 5. Esatto, Mariano, dove sta? Perché purtroppo lo dobbiamo registrare, lo dobbiamo sottolineare. Io, quando leggo poi la sorpresa di tutti i tifosi, ma che sta succedendo per Cassi League? Io non dimentico quello che Percassi si è filato di fare quando si parlava anche delle plusvalenze. Simone Murator ve lo siete dimenticati, io non me lo sono dimenticato, e quindi tutta questa sorpresa che poi l'Atalanta possa avere un occhio di riguardo alle volte nei momenti in cui, perché l'Atalanta ha dei momenti in cui è meno martellante, meno performante e sta riuscendo a risolvere delle partite bloccate. Ora però, le partite bloccate dell'Atalanta, si parla di grande maturazione, grande maturità dell'Atalanta, vince le partite da grande squadra, eccetera, eccetera. Quando si parlava delle vittorie del Napoli erano di corto muso. Raccontatelo uguale il calcio per tutte, altrimenti non sappiamo più come commentare. L'arbitro prima della partita non si trovava tutti a chiedersi dov'eri. Benissimo. Claudio. Dov'eri? Bombastic Side Eye. Ciao Vale, ciao Bellini. Grazie Claudio. Tra l'altro era successo un fatto nel gruppo degli abbonati che tu avevi lanciato un vocale e che poi il bot stava cercando di tradurlo, e nel frattempo che il bot traduceva il vocale è andato perso e quindi il bot è impazzito. Però ci sono altri vocali che dobbiamo ascoltare, e quindi vai con Perrone. Ciao Valè, prima di tutto volevo anticipare il lavoro di Guido sulle tabelle delle sostituzioni, perché oggi siamo stati capaci di fare la prima sostituzione, ovvero il cambio di Lukaku con Simeone all'80°, le altre due, ovvero Raspadori e Ngong al posto di Politano e Neres all'85° e sì, Gilmour al posto di Lobotka all'89°, quindi 3 sostituzioni, di cui tutte e 3 dall'80° in poi. Abbiamo pur sempre creato 2,20 di XG, mi pare 2,19, però secondo me possiamo continuare a fare meglio dal punto di vista offensivo, specialmente sotto l'aspetto delle conclusioni in porta e non. E loro hanno creato 1,32 però contando il rigore più la ribattuta del rigore, quindi praticamente non abbiamo subito niente. E a livello di arbitraggio oggi, devo essere sincero, poco meno della sufficienza secondo me Doveri, ma più che altro perché secondo me non dà una munizione a Lucca nel primo tempo. Vedi? E oltretutto non dà una munizione a Rachmani nel primo tempo, bravo, e nel secondo tempo ad Olivera, quindi addirittura a noi mancano 2 ammonizioni, all'Udinese 1. Bravo. Buonasera a tutti coloro che sono in live, buonasera Valerio. Ti recupero, sì, esatto, poi alla fine molti mi leggono nel pensiero, io dico le cose e poi ascolto un vocale che era stato mandato prima, non lo hanno mandato dopo. Esatto. Ciao Vale, Lukaku gioca meglio lanciato che da fermo, Neres ottimo, ma purtroppo gli prenderanno le misure come hanno fatto con Kvara. Secondo me bisognerebbe giocare col falso 9 Kvara, Neres, Politano. Questa è un'altra lettura, e ringrazio anche Guido. Grazie mille per il vostro supporto, ragazzi. Sto cercando tutte queste donazioni, sappiatelo.
il nuovo sistema che adesso sto battezzando, che ha un costo, sto sviluppando col nuovo computer, sto comprando delle cose, spero di poter far funzionare. Io sogno, non dico uno studio televisivo, ma deve essere bello fluido come cronache di spogliatoi, devo organizzare, è un mio sogno, deve essere bello come una trasmissione. Piano piano ci arriveremo, si era parlato, Francesco, della possibilità, magari Neres falso 9 non lo so, non lo vorrei mettere spalle alla porta, oddio, se riesci a sviluppare come sviluppavi con Mertens forse potrebbe anche funzionare. Però l'idea magari di aggiungere un centrocampista e di avere un Kvara Neres come De Ketelaere e Lookman potrebbe essere una soluzione. Il fatto che Lukaku gioca meglio da lanciato è vero, lo abbiamo visto in un paio di occasioni. Quando però parte è ancora un po' pesante. Io mi ricordo il Lukaku esplosivo che si è lanciato in profondità. Un treno che non ti potevi appendere e non lo fermavi mai. Nel primo tempo fa un bel passaggio di esterno sinistro, un passaggio che non hanno tutti gli attaccanti, perché lui tecnicamente coi piedi non è male. Per Neres è bravo il portiere dell'Udinese a uscire in tempo. Però sì, da fermo è il tempo che si gira o ti fanno fallo e quindi comunque l'azione è finita, o ti anticipano, o se riesci a toccarla non sempre ci sono compagni vicino per recuperare il pallone. Quello che non mi è piaciuto, e ancora non l'ho detto ma lo dirò in reaction, del primo tempo sono i duelli, perché il Napoli sì, come mi dicevano anche prima Rosanna aveva creato delle cose, ma abbiamo perso tantissimi duelli nel primo tempo e loro fisicamente ci stavano mangiando in testa. Ecco la preoccupazione che poi entrando nel secondo tempo dici qua come la sblocchiamo se Lukaku non vince i duelli, se Buongiorno sta avendo difficoltà, Olivera più sempre in copertura che in avanti va senza palla ma non va col pallone, insomma un po' di difficoltà il Napoli le ha trovate. Allora Piro Mike, buonasera. Nell'Ers e Lobotka mostruosi, Lukaku molto meglio delle scorse partite, molto più incisivo, e Meret l'ho visto molto più sicuro e lucido quando aveva la palla, ma grinta da parte di tutti. Meno male, questo è proprio il messaggio che arriva con la vittoria, amico mio, perché altrimenti sarebbero state di tutto un altro tenore. Però sì, queste sono, penso che la vittoria in rimonta è importante, ti dà forza, ti dà convinzione e ti dà quella pazienza se dovesse accadere la prossima volta, che piano piano ci puoi arrivare, puoi scardinarle anche le difese grosse che si mettono là e ti attendono, perché l'Udinese si metteva là e ci attendeva e poi sperava in qualche contropiede. Quindi questo ti può dare quella convinzione che anche con pazienza si può arrivare a sbloccarla più in là, nel caso sta in difficoltà. Però bisogna migliorare un pochino. La reaction, vedrete la reaction. Allora, Gabriele Saviano, il primo tempo sembrava il Napoli dell'anno scorso. Vero, l'ho pensato anche io. Produzione affannosa e difesa ballerina. Secondo tempo si alza il livello, Neres e Anghissà dominanti. È vero, pure a me ha dato la sensazione. E nel primo tempo l'idea, no? Quelli che tutti dicono, ma sono gli 8/11 del Napoli dello scudetto. Però con Lukaku posto Osimhen, questi 8/11 sono gli stessi che poi sono arrivati 10 l'anno scorso, e quindi il paragone di chi vuole portare avanti una narrativa o l'altra è presto fatto. Quando il Napoli è in difficoltà sono gli 8/11 dell'anno scorso, non quelli dello scudetto. Quando il Napoli performa sono gli 8/11 dell'anno dello scudetto. E quindi serve alternativa difesa centrocampo a gennaio. Hai ragione, amico mio, questo è un tema che sicuramente è molto caro anche a Conte. Posso fare una cosa, perché questo è bellino e lo devo mettere un po' più in alto, perché se lo metto in alto non viene poi coperto, perché ci sono delle notizie, potete sapere le notizie, dai, è bellissima questa cosa qua. Quindi sì, prima di tutto grazie Marco, e secondo, serve alternativa in difesa e a centrocampo. Oggi pure, per esempio, Foloruscio non è stato convocato, non so che problema ha avuto, e ti sei reso conto che in panchina tenevi solo Gilmour,
e poi ci puoi ragionare su un Raspadori da adattare là, ma adesso è a centrocampo che proprio numericamente stiamo un po' in difficoltà, perché Gilmour, Lobotka, sì, Foloruscio, Anghissà, in qualche modo ti adatti, eccetera, eccetera, anche se Foloruscio è più alter ego di McTominay, molto più di quanto non può essere Raspadori. Ecco perché poi la Coppa Italia ha scoperchiato una serie di evidenze, di realtà, di rosa, e quindi è il mantra di Conte, dice le altre vanno bene in Europa, perché tengono la rosa più forte, così, sono più lunghe, eccetera, eccetera. Tu, Conte, devi in qualche modo allungartela questa rosa, come? Aspettando gennaio, speriamo che il Napoli riesce a piazzare anche qualche colpo, è difficile, però ci può sorprendere, perché magari Conte, io me ne vado se non mi comprate, è capace che dice queste cose qua, però Conte può allungare la rosa facendoli giocare un po' di più. Se entrano all'80°, quelli della panchina non ci convinceranno mai, e forse non convincono nemmeno lui, e forse non convincono nemmeno i compagni. Attenzione, perché poi si devono fidare dei compagni. Bene, sta funzionando tutto bene, ho una paura che si rompe tutto, ma vocali. Faccio il vocale, poi scappo, c'è da fare, e poi recupero in post la live. Penso se ne parlerà per forza di cose. Il primo tempo completamente un Napoli troppo prevedibile, forse anche a tratti paradossalmente frettoloso, perché certe giocate, certe pallate non avevano senso. Buongiorno non mi è piaciuto per niente i primi 45 minuti, troppi errori blandi, neanche banali, sempre con i piedi. Di posizionamento, oddio, ha perso qualche contrasto con Lucca, però il secondo tempo si è ripreso decisamente, così come tutta la squadra. Del primo tempo mi prendo solo il baricentro alto a tratti, che poi abbiamo visto nel secondo tempo, però io voglio vedere i secondi 45 minuti, 35 forse, per tutti i 90 minuti. È uno step, perché è la prima volta che andiamo in svantaggio, la prima volta che vinciamo in rimonta, ed è la prima volta che, soprattutto andando sotto 1-0, segniamo il gol del vantaggio e non ci fermiamo, andiamo a fare il terzo. Bene così. E comunque per me MVP ancora una volta Olivera insieme a Neres e Anghissà, ma Olivera monumentale. Allora, aspetta, sindaco, sindaco, 2 minuti e 34, ti devo mettere al doppio della velocità, se no non la finiamo più. La pallata, bravo, perché la pallata, questo sempre, quanto siete bravi che vedete la reaction prima ancora che io la posti. Tante palle lunghe, cioè quello che mi sentirete dire in reaction è che nel primo tempo quello che tu racconti come frettolosità, a parte alcuni duelli eccetera eccetera, il Napoli è come se avesse pensato e studiato la soluzione, visto che l'Udinese ti viene a prendere alta e non tutte le squadre ci stanno venendo a prendere così alta, l'Udinese ti viene a prendere alta e allora tu cerchi di scavalcare, per una volta per Lukaku e una volta anche per Neres e Politano, cioè il pallone alto lungo a scavalcare anche lungolinea, cioè per esempio da Olivera a Neres, da Di Lorenzo a Politano, il che può essere una soluzione, però non ha funzionato molto bene, e quindi questa situazione qua loro poi ti riaccorciavano fisicamente, ti vengono addosso, e quindi se poi non vinci il duello, ecco il discorso dei duelli, Politano ha perso molti duelli anche quando la palla gli arrivava, non si sviluppava bene, e questa era la situazione bene o male del primo tempo. Raspadori è completamente fuori dal progetto di Conte, è impossibile trovargli spazio se Conte non passa a un 4-2-3-1 o a un 3-5-2 vero, però da mettere vicino alla punta. Raspadori è difficile da piazzare. Te lo puoi inventare mezzala? No, serve la mezzala un po' più fisica. McTominay non è sostituibile da Raspadori. Sull'esterno non ha mai convinto del tutto. Bisogna fare un ragionamento su Raspadori anche in vista del mercato. Gigino. Mancano crossatori in questa squadra e soprattutto degli specialisti nei calci piazzati. Non è possibile che su 10 calci d'angolo 9 non arrivano nemmeno sul primo palo.
Vero, alcuni sono stati corti, sono stati battuti corti, alcuni arrivavano. Lì secondo me si può fare qualcosa. Secondo me il Napoli qualcosa la sta studiando, ma non la stiamo mettendo in pratica, perché stiamo vedendo di nuovo quello che abbiamo fatto anche nell'ultima partita, cioè un intruppo davanti al portiere, Lobotka che fa questa mezzaluna a portarsi via uno dal primo palo, e poi io credo che lo schema sia, ed è riuscito a una mezza volta con Di Lorenzo, palla sul primo palo, perché poi abbiamo segnato così anche contro l'Inter, palla sul primo palo, spizzata, e arriva poi quello dal secondo palo. È successo con Di Lorenzo, spizza e arriva McTominay che poi non inquadra la porta. Secondo me questo è lo schema studiato da Conte e dal Napoli, però quello che mi dici è corretto, perché non siamo bravissimi a crossare, non siamo bravi, eppure il piede esiste, ci sta, Politano non ha un brutto piede, Neres non ha un brutto piede, si possono aggiustare queste cose qua. È un po' la testa alle volte, perché quello è memoria muscolare. Se la testa poi sta in preoccupazione, magari il cross ti viene un pochino più ristretto, un pochino più rachitico, o lo fai troppo forte perché hai paura che te lo intercettano e poi ti ripartono. Quindi quando hai visto, quando poi il Napoli segna, si tranquillizzano un pochino di più, e allora arriva un cross anche pericoloso da parte di Politano. Devono migliorare, deve migliorare nei fondamentali anche questa squadra. Non avevo visto, mi si era tolta la live, beh magari non rosso, ma quello è un fallo che si fischia, a che pro Simeone sarebbe dovuto cadere a campo aperto. Allora, non mi ricordo di quale fallo parli, però sì, un paio di volte ci sono stati dei mancati cartellini, e l'ho detto all'inizio, non mi ricordo nello specifico questa situazione qua, però sì, a che pro. C'è anche un'altra volta dove McTominay prova a tirare, gli vanno addosso. Queste cose qua le analizzeremo col VAR. Allora, poi non dico nemmeno che bisogna avere la formazione fissa con Neres, ma bisogna cambiare almeno come fu l'alternanza Politano-Lozano, che non era niente male. Sono d'accordissimo. E io ti dirò di più. Dove sta Kvara? Sta nelle tazze di là. Nemmeno Kvara deve essere per forza inamovibile. Ogni tanto dai il dubbio alla squadra avversaria. Mi ritroverò davanti Kvara che bene o male studio per bloccarlo in un certo modo, o mi ritrovo Neres che ha delle caratteristiche diverse sulla sinistra. Mi ritrovo la catena solita con Politano e Di Lorenzo, oppure mi ritrovo un Neres da quella parte che invece va più diretto nel dribbling. Dai un dubbio agli avversari, quindi senza nemmeno che deve essere per forza. Sono d'accordissimo. Allora, le parole su Neres al posto di Politano. Ah, ha parlato Conte? Ho appena sentito Conte, benissimo. Quindi gli avranno chiesto questa cosa, e si sarà arrabbiato tantissimo. Datemi spunti se ce li avete. Ascoltiamo il sindaco a velocità fulminea. Ciao Valerio, ciao a tutti. È stata una bella partita, non dico il cardiopalma perché non avevo mai meritato di perderla, perché è arrivato a un certo punto da zona, ha fatto vedere la percentuale del possesso palla, era 79% Napoli, 21% Udinese. Comunque, partiamo dal topic probabilmente più caldo, che è Lukaku e Lumaku, perché ragazzi io ho visto fare uno scatto ma correvo sul posto. Cioè andando avanti con l'età i giocatori migliorano a livello di visione di gioco, a livello di tutto ciò che spazia attorno alla visione, però ragazzi fisicamente mi sa che serve solo a tamponare quest'anno e forse il prossimo, ma accompagnandolo con qualcun altro, perché sinceramente anche con il gol. Allora ti comincio a rispondere, perché su Lukaku mi sembra giusto dire così: tamponare quest'anno e poi già avere l'idea di uno magari più giovane che non debba avere subito la pressione addosso e che si può dividere i minuti. Io non credo che Conte sia folle. Magari Simeone non lo convince al 100%, ma se ne prendi uno che scegli tu, posso aspettarmi che qualche minuto con Lukaku, perché Lukaku avrà un anno in più e quindi si devono cominciare a dividere i minuti. La prestazione non sembra sufficiente a mio parere. Neres ha convinto, sì, ha convinto anche a sinistra, ha creato, ha sbagliato un paio di occasioni, il gol se l'è fatto da solo, l'hanno depositato come autogol giustamente, perché è un autogol, però il gol è suo, assolutamente. 10 secondi prima del gol di Anghissà stavo pensando, oggi è a tutto campo Anghissà come sempre, però l'ho ritrovato anche in linea con Lobotka, in fase di costruzione, quando Lobotka si abbassa tra la linea dei centrali. E poi dopo ha segnato, è veramente una partita sontuosa di Anghissà. Per quanto riguarda Lobotka, invece lo stesso Lobotka, l'ho visto un po' più assente oggi, probabilmente mi sono perso qualche movimento senza palla, e quando è entrato Gilmour io non ho sentito l'assenza del nostro Stani, ok, che ha giocato 5 minuti, però vabbè.
Per quanto riguarda Simeone, ragazzi, c'ha una grinta, questo ragazzo entra, fa assist, sbaglia un gol, un tiro di testa, si dispera, cioè si vede proprio che ha grinta, ragazzi, mi piace. Grazie. Allora, sì, tanti argomenti. Lobotka ha sbagliato qualcosina, secondo me ha accusato tantissimo il fallo di mano, però palla Lobotka quasi sempre in cassaforte, comunque riesce a tenersi 2 o 3 avversari, fa dei controlli in mezzo a tanti avversari anche rischiosi delle volte e se ne esce bene. Per me Lobotka sì, Anghissà bene sì, è in crescendo, il famoso Anghissà in crescendo, Diesel che poi finisce meglio di come ha cominciato, perché alcuni duelli Anghissà nel primo tempo li ha persi, e quindi l'analisi sarà molto interessante domani, dopodomani, perché in molte cose secondo me va rivista la partita senza quell'ansia, perché io stavo in un'ansia, ragazzi, nel primo tempo, un affanno, perché vedevo il Napoli che non riusciva a scrollarsi di dosso quello svantaggio, e quindi può essere che certe cose non le ho viste bene. Questa è la classica partita che per analizzarla bene te la devi vedere 2 volte. Con Neres Oliveira veniva premiato spesso quando scendeva sulla fascia, con Kvara spesso che ha bisogno di uno tecnico, basta variare. Oggi Oliveira è on fire. Guarda, io su Oliveira sì, benino, ma on fire io non me lo ricordo on fire questa partita. Ripeto, può essere colpa mia perché stavo in grande tensione, perché questi 3 punti erano fondamentali, però oggi bene che stia facendo quei movimenti che sempre fa, che va, finisce a destra, che finisce centrale, che riempie così, ma non l'ho visto andare sulla fascia e sovrapporsi come invece facevano Di Lorenzo, Politano e Anghissà. Veramente faccio visto una partita, leggo in tanti e sento in tanti Oliveira grande partita. Forse l'ho visto male io, e lo sapete, io sono abbastanza severo con Oliveira, ma in tutti e 2 i sensi, nel senso sto molto attento a dare merito ad Oliveira quando fa una grande partita, proprio perché sono stato abbastanza netto sul giudizio sul calciatore, quindi se fa una grande partita sono il primo a sbandierarla, perché ci tengo ad essere obiettivo. Non ha già visto tutta sta roba, però può essere che ho sbagliato io. Allora, Ren Onjo, nelle prime 3 posizioni, prima comprese, sono 2 squadre già con 3 sconfitte. Mi ricordo che con Guido già ne parlaste, forse quest'anno si può vincere lo scudetto anche con 4-5 sconfitte. Bella domanda che potremmo salvare e magari riproporre a Guido, che oggi dovrebbe, chissà se la riesco a salvare, e poi come la recupero? Perché poi non ci stanno le domande salvate, non lo so, vediamo un pochino. Però sì, potrebbe essere che poi alla fine è così. E quello che stiamo notando è che, visto l'intruppo di squadre, quello che potrebbe essere è una media più bassa per vincere lo scudetto, ma una media più alta per poter entrare in Champions. Quindi è un grande rischio questo campionato, perché l'Atalanta si inserisce prepotentemente tra quelle che arriveranno tra le prime 4, a meno che non si squagliano improvvisamente. L'Inter, lo sappiamo, insieme alla Fiorentina devono recuperare una partita, anche il Milan deve recuperare una partita, la Juventus potrebbe piano piano trovare continuità di risultati, troppi pareggi, ma potrebbero cominciare a svangarla, e non ti puoi dimenticare della Lazio che sta facendo un grande campionato, quindi veramente non ti puoi permettere mai di steccare con le piccole, perché è lì che poi te ne scendi e le altre stanno viaggiando ad un ritmo indiavolato in questo momento. Allora, ma sta modo di espressione on fire non era nata con Pioli? Non lo so. Pensavo di aver visto io una partita. Non lo so Enzo, veramente accetto, discutiamone su Oliveira. A me invece non è piaciuto affatto, anzi lo trovo limitato e ha sbagliato le marcature velenose come con la Lazio. Si impegna ma onestamente scarso. Mi interessa più che parlare, perché io l'ho dato il giudizio mio sul calciatore, sui limiti e sulle cose buone che ha, però mi interessa nello specifico la prestazione di oggi, senza parlare della Lazio dove abbiamo già parlato e non ci voglio ritornare. Oggi Oliveira che voto prende?
se prende 6, ma on fire, cioè tra i migliori in campo, non lo so, però vabbè. Andiamo a leggere altri messaggi, ad ascoltare altri vocali, perché ce n'è un altro. Quando leggerai perfetto così. Massi. Luce amaro come un caffè, come diceva. No, e mo sei troppo veloce. Primo tempo. Ok. Ruce amaro come un caffè, come diceva il grande Savio. Primo tempo barazzante, proprio non ci ha capito un cazzo sia la squadra che Conte, secondo me. Poi secondo tempo, dal 60° più o meno in poi, hanno capito come gioca Lukaku, come dovrebbe giocare Lukaku. E poi mi è piaciuto tantissimo, tanto, che anche sul vantaggio abbiamo continuato a giocare, che bello. Basta veramente così poco e spero che Conte lo abbia capito. Eh sì. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini. Nick. Buonasera Valerio. Partita tosta, perché dal mio punto di vista si sono giocati praticamente 45 minuti da parte del Napoli. Primo tempo veramente difficile da commentare, tanti appoggi sbagliati, tanti palloni persi, tante volte si arriva sul fondo e non si sa davvero che cosa fare. Secondo tempo, complice anche la stanchezza dell'Udinese, un altro pianeta, molta più verticalità, molta più incisività. Si vede che Conte ha letto la partita e negli spogliatoi è riuscito a dare le direttive. McTominay il secondo tempo si è svegliato, Neres Più basso. per me migliore in campo francamente, e vorrei segnalare ancora una volta quegli schifosi cori o di Napoli o di Napoli, prendetevela in quel posto. Certo. Ciao Valerio, buonasera amici. Fabio, ti recupero subito. Sì, io penso che la chiave poi tatticamente, perché nel primo tempo ho sentito Conte spingere in avanti McTominay, l'ho sentito proprio dire vai avanti, non ti abbassare sempre, perché andando avanti si portava dietro un marcatore per sviluppare da dietro con meno uomini davanti. Però nel secondo tempo il passaggio di McTominay arriva quando McTominay è più basso, quindi capire se poi Conte ha lavorato su questo posizionamento di McTominay. Ragazzi, non posso fare a meno di ricordare le parole di Spalletti quando si parlava di Zielinski. L'ho abbassato di qualche metro per dargli più visione, più campo davanti. Prendi il pallone, alzi la testa e c'hai più campo davanti. Può essere che anche questo lavoro si stia facendo con McTominay, che ha le capacità, mezzi fisici e tecnici di fare la differenza. Nel primo tempo si è visto pochissimo, nel secondo tempo è cresciuto anche lui. Secondo me Anghissà male nel primo tempo, poi nel secondo tempo un altro giocatore. Politano peggiore in campo, invece Neres il migliore, di 3 spanne sopra ai compagni. Cosa ne pensi, Vincenzo? Sì, Neres è chiaro che questa è, al di là di Anghissà, che poi segna pure, quindi chiude in crescendo questa partita, in crescendo che fa. E Neres è proprio quello che ti è venuto meno Kvara e non hai sofferto la sostituzione, perché hai trovato uno che si prende anche le responsabilità che si prende Kvara. Perché se Olivera non va, no, e fa tutto un altro tipo di lavoro di posizionamento, magari più difensivo, eccetera, eccetera, sulla sinistra uno che si prende la responsabilità di puntare sempre l'uomo, lo devi avere a quel punto. E se non hai Kvara, almeno dal mercato hai tirato fuori un Neres che ce l'ha. E ce l'ha, perché ce l'ha. Poi qualche erroruccio l'ha fatto anche lui, ma siamo esseri umani, sono esseri umani anche loro. E quindi bene quelli che si prendono responsabilità. Neres è stato accusato di aver tentato il dribbling e quindi poi favorendo il gol della Lazio. L'abbiamo fatta l'analisi. Dopo quel dribbling mancato dove Neres perde palla, ci sono tante pezze che si possono mettere, a partire da Buongiorno Rachmani che stanno troppo bassi, a seguire Lobotka che deve fare fallo prima del passaggio di Noslin, e poi Olivera che può intervenire in scivolata, magari può mettere una scarpata di destro, e poi arriva la deviazione di Olivera che mette fuori causa Meretti. Insomma, tante cose. Prendersela con quello che si prende la responsabilità, se non si incaponisce. Ci sono le giornate dove tu dici oggi non me ne riesce uno, quindi è meglio che smetto e l'appoggio semplice. Mentre invece se ti senti in forma, ed oggi si vedeva che Neres era in vena,
lo deve fare e deve dare deve fare la differenza. Meno 10 like a non so che cosa, quindi fatemi sapere, dovremmo arrivare a 400, 450, c'erano dei like preventivi, quindi dobbiamo salire. Vale il Venezia letteralmente con lo stesso completo che mise il Napoli a Torino, azzurri completi, magari gli porta bene. Vediamo. Vediamo come andrà. Io non so nemmeno, non seguo così. Fabio Versailles. Primo tempo che mi ha fatto molto innervosire perché ho visto tutte quelle volte che sia Politano, sia Neres, McTominay soprattutto, che facevano finta di venire incontro e andavano in profondità e non sono mai stati serviti sulla corsa o venivano serviti in ritardo con palloni spioventi, ma là la palla viene data subito diretto in verticale come ha fatto il Napoli il secondo tempo. L'Udinese è andato in crisi, abbiamo vinto la partita. Che dire, Lukaku molto meglio, come sto dicendo da un po', si vede che è in crescita, ma Lukaku va messo in condizione di fare l'attaccante. Se Lukaku gli fanno fare l'attaccante, che i compagni, e quindi mi riferisco a Conte, segna o fa assist. Comunque un buon Napoli, niente di che, ma io continuo a dire che Conte non mi piace, però magari stasera ho visto cose positive. Bene. Oh, queste sono le parole di Conte. Ok, adesso le ascoltiamo. Le news, queste qua sono della Gazzetta. Non adoro, però sono solo news, non sono articoli. Quindi prendiamo le news della Gazzetta. Ho trovato questo RSS, il feed. Se ci sono altri feed me li potete dire nei commenti dopo la live, altre cose, siti di informazione, magari possiamo mettere Calcio Napoli 20 qua, qualcuno che riguarda più nello specifico il Napoli. Ma è importante parlare anche di tutte le altre squadre. Se facessimo solamente il campionato su noi stessi stiamo freschi. Allora, resto convinto che l'obiettivo originario di Conte fosse un 3-5-2 con Lukaku, Kvara, punte e Neres sostituto di Kvara. L'essenza di esterni e di centrali ha mandato tutto a Conte. Ha mandato tutto a monte. Sì, io, Nicola, è così. Ne sono convinto. Gli arriva McTominay, non gli arriva Wanderson. Per capirci, e magari ha provato Olivera, sperava in uno Spinazzola, le ali, le wings, dove Conte sviluppa tanto bene, e quindi lì così. Conte a un certo punto ce lo dice proprio: io se gioco con quella situazione là ne perdo troppi per strada, e quindi devo adattare della gente e non hanno le caratteristiche. Di conseguenza già Conte in qualche modo ha dovuto rilavorare su una serie di idee. Probabilmente lui aveva pensato: io comincio con Mazzocchi, poi qualcuno dal mercato mi arriverà. E invece quello che è arrivato dal mercato è arrivato McTominay. Il Napoli comincia con McTominay praticamente seconda punta, comincia a sviluppare in un certo modo, Politano che si abbassa, e quindi siamo a 3, un pochino il finto 3-5-2 in qualche modo. Poi alla fine 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, 10° posto, e là siamo andati ad parare. Va bene The King, va bene così, è importante avere sempre, stare belli tosti. Oggi bravi tutti perché hanno fatto il loro dovere, ora testa alla prossima. Sì, il loro dovere l'hanno fatto, nel senso di recuperare una partita dove non stavano facendo il loro dovere, Però bene, vedo un clima sereno e quindi mi fa piacere. Ascoltiamo le parole di Conte. Che secondo me ha fatto la partita più ordinata di sempre, cioè generalmente lui quando entrava cercava di fare più cose, qua è stato funzionale una squadra molto ordinata, è riuscito a imprimere tutte le sue qualità e la sua prestazione è stato un crescendo, ne parlavamo anche all'inizio, no, con te, la partita che doveva fare Neres, e credo che l'abbraccio che gli hai dato alla fine racchiuda un po' tutto, no? Sì, assolutamente, ma L'abbraccio. come ho detto anche prima nel pre-partita, quando mi è stato chiesto di Neres cosa mi aspettavo da parte sua, ma David si allena ormai da tantissimo tempo con noi, poi altre volte, la maggior parte delle volte è stato preferito sempre Kvara e Politano, ma ero molto tranquillo perché sapevo di avere un giocatore forte che è cresciuto secondo me tanto in questi 5 mesi sotto tutti i punti di vista, anche proprio a
a livello fisico, a livello anche di fase difensiva. E oggi per noi è un giocatore importante, può giocare sia a sinistra che a destra. Ripeto, sia a sinistra che a destra. Noi in settimana non alleniamo solamente 11, alleniamo 22 calciatori per cercare, ecco, poi quando ci sono delle defezioni, quando entrano, di sapere lo spartito che devono suonare. E questo l'ha fatto e sono molto contento per David. Però aspetta, che aveva cominciato così bene. Non teniamo solo 11, teniamo 22 calciatori e poi in maniera molto candida gli scappa, dice quando ci sono delle defezioni loro si fanno trovare pronti, cioè non ce l'ha proprio in testa che possa partire un altro che non sia il suo 11 titolare che tiene in testa dall'inizio. Se ci sono delle defezioni allora così. Quindi il discorso che faccio io sullo stato di forma di Simeone, lo stato di forma di Lukaku non lo vede Conte. Vabbè. È un ragazzo serio che sta in silenzio, lavora tanto, ha qualità e adesso ha spazio per dimostrarlo ancora di più, visto che c'è l'infortunio di Kvara. Dario Mastroianni? Sì, buonasera Conte. Torno un po' sulla prima risposta che ha dato, perché sfruttando la lucidità che ha avuto post sconfitta con la Lazio, ha parlato di strada, di percorso. Io le chiedo, insomma, lei e il suo staff, il bilancio che fate dopo questi mesi a livello di percorso e di prestazioni, quindi non solo di risultati. Le fa dire che siete più avanti rispetto al previsto, siete in linea, siete un pelo più indietro, probabilmente viste le prestazioni anche un po' avanti, però volevo sapere il suo parere. Ma guarda, stiamo lavorando tanto con i ragazzi. Ripeto, abbiamo la fortuna di avere la grande disponibilità da parte dei calciatori, questo è importante perché io ribadisco sempre che è iniziato un tipo di percorso da 5 mesi e mezzo. Noi quello che possiamo fare col lavoro è accorciarlo, cercare di accorciare questo percorso, però il percorso bisogna comunque farlo. Non possiamo pensare di utilizzare delle scorciatoie incredibili per pensare chissà cosa. Noi dobbiamo continuare ad andare avanti per quello che stiamo facendo in maniera seria, in maniera realistica, non avendo paura di niente e di nessuno, sapendo che quelle partite come oggi, se vogliamo, ci dobbiamo andare a prendere, non ci regalerà niente nessuno. L'abbiamo fatto oggi, l'abbiamo fatto alla fine del primo tempo, quando comunque i ragazzi siamo guardati negli occhi e siamo detti che queste sono partite che se vogliamo ce le dobbiamo andare a prendere noi, non ci regala niente nessuno. Su questo stiamo lavorando, e ripeto, la fortuna di avere un gruppo di ragazzi. E su questo secondo me lui la Conte ti dà qualcosa in più, secondo me, cioè l'allenatore credibile. L'allenatore che è visto credibile dai giocatori e ti prende a fine primo tempo, ti dice delle cose e ti inculca un qualcosa in più da dare che non hai dato nel primo tempo e te lo dà. La frase è: questa partita l'anno scorso non l'avremmo mai vinta. Che è una frase fatta, però secondo me in questo Conte c'ha il di più. Poi gli servirà più tempo per trovare degli automatismi un po' migliori. In alcune cose forse non è nemmeno possibile aspettarcelo il primo anno. Speriamo che abbia voglia di farlo, speriamo che abbia voglia di crescere con la squadra, di far crescere anche l'ambiente, di non chiuderti a riccio, perché non è il caso. Noi siamo l'unica squadra, l'unica città che ha una sola squadra, noi pendiamo dalle tue labbra, abbiamo bisogno di spunti, altrimenti se ne scende tutto. Non abbiamo nemmeno quella cosa, la rivalità con la squadra, col derby, allora tu ti distrai un pochino sfottendo gli avversari, la rivalità con le altre lascia il tempo che trova. A noi ci interessa il Napoli, se tu dai le risposte a monosillabo andiamo in freva, e invece no, tu ce l'hai la possibilità di far crescere tutto l'ambiente insieme a te e sei uno che ha vinto, quindi sotto questo punto di vista ecco perché sei credibile con i calciatori ed ecco perché poi si può fare una prestazione diversa nel secondo tempo. Seri,
che mi danno grande disponibilità e questo mi rende parzialmente sereno. Ecco. E questa vittoria ve la siete andata a prendere come, mister? Grazie mille, grazie Antonio Conte. Ciao Valerio e ciao a tutti gli amici bellini. Io apro una petizione per chiedere più informazioni riguardo agli schemi dei calci d'angolo. Perché secondo me quella è una delle aree dove si può migliorare tantissimo. Il calcio d'angolo ti aumenta la media gol, che sarà molto necessaria nella seconda fase del campionato. Un abbraccio a tutti e forza Napoli sempre. Grazie Maurizio. Mamma mia, quanti messaggi. Sì, senza dubbio ne abbiamo parlato. Sui calci d'angolo dobbiamo essere un pochino più penetranti. Ciao Vale, al di là della diversa profondità di rosa rispetto all'Atalanta, con Gasper che sfrutta i 5 cambi entro il 65esimo, non è un limite utilizzare le sostituzioni dal 75esimo in poi. Un abbraccio, caro Rineo. Ti ha risposto Conte nell'intervista. Lui vede gli 11 titolari e solo se ci sono delle defezioni vede l'inserimento degli altri, non vede un miglioramento in quelli che stanno in panchina. E onestamente, ora al di là di Neres, perché Neres merita di giocare e li puoi alternare tra quelli davanti eccetera eccetera, Simeone per me merita di giocare, però Lukaku quando poi ti fa quel gol Conte ti risponde: hai fatto bene a tenerlo dentro, perché magari quel gol un altro non lo fa, di resistenza al ritorno del difensore. Non si fida degli altri. Conte parla di mercato in continuazione, di conseguenza il più tardi possibile le fa. Non dico che sia giusto, anzi io le voglio le sostituzioni. Benvenuto Linux. Io le voglio più sostituzioni, voglio che coinvolga di più tutta la squadra, però non si fida. Da un certo punto di vista lo capisco, perché non sono come i titolari, e dall'altro spero che possa inserirli un pochino di più, così si mettono un po' al passo. Questa è la situazione. Facciamo evacuare un po' come i miei su FIFA sui calci d'angolo, bisogna lavorarci sui calci d'angolo. Valerio, la patata le patate dolci, le sweet potatoes, sono molto, ti danno un'alternativa alle cose così, ma fatemi fare il bravo perché non è proprio il caso. Ciao Valerio, forza Napoli sempre. Secondo te quanti acquisti dovrebbe fare il Napoli a gennaio? 5. Non lo so, è difficile. Dovresti mettere un difensore in più magari al posto di Juan Jesus. Dovresti mettere un terzino magari al posto di Spinazzola, se Spinazzola proprio non ne ha, aggiungi un terzino. Ti vuoi tenere Mazzocchi? Va bene, ti tieni Mazzocchi perché poi tutto non si può fare. Ti serve un vice Anghissà o un vice McTominay, e in attacco, bene o male, puoi prendere da lì per liberare le liste, e in attacco te la puoi cavare con Neres, Kvara, Politano, Ngong e Lukaku, Simeone. Puoi prendere un Raspadori, secondo me questo dovrebbe fare il Napoli. Siamo sinceri, eccolo qua, benvenuto nuovo utente Linux. Dopo il gol dell'Udinese pochi credevano alla rimonta e alla vittoria, io pensavo massimo un pareggio. Assolutamente Linux, io ero devastato ed ero molto molto preoccupato, poi mi sono cambiato la maglietta e tutte le cose vanno molto meglio. Però l'1-0 ero terrorizzato dal pronostico anche fatto sul giochino, ma sul giochino ero distratto perché parlavamo di calcio, parlavamo di Fonseca, di Thiago Motta, e quindi non valeva il pronostico. Al momento quelli su cui contare sono Neres e basta, Gilmour forse, Simeone e basta. Vabbè sì, ma questi sono, siamo d'accordo. Daniele, ti metto anche a te un po' più veloce perché siamo a 1 minuto e 44. Ciao Valerio, buonasera a tutti amici bellini. Allora, anche io sono contento di partecipare questa sera a questa live, era da un po' che ho avuto degli impegni. Sono riuscito a vedere anche abbastanza bene la partita. Obiettivamente il primo tempo è stato al di sotto delle nostre capacità, ma a dire la verità anche l'Udinese non ha fatto molto per metterci in difficoltà, e soprattutto non ha sigillato la difesa anche nel primo tempo, perché secondo me nel primo tempo con un Napoli un po' più in palla, un po' più aggressivo,
un po' più Napoli da secondo tempo l'avremmo già chiusa secondo me nel primo tempo, perché secondo me è stato proprio il valore dell'avversario a fare di più la differenza oggi. Sicuramente non era la Lazio di domenica scorsa. Comunque per tutto il resto sono molto contento della prestazione di Neres, molto contento della prestazione di Anguissà e anche di Simeone, che sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore ancora all'altezza di poter fare da secondo a Lukaku, però ovviamente con l'uscita di Raspadori si potrebbe pensare a un giocatore diverso. Adesso questa parola diverso lascio a voi l'interpretazione. Chi potrebbe essere un centrocampista simile attaccante, un attaccante invece che può più accompagnare il centrocampo, insomma ci vorrebbe un giocatore un po' ibrido. Tipo mi vengono in mente giocatori che possono far parte di una rosa come quella dell'Atalanta, nel senso che possono incollare un po' il gioco, che possono far parte di un progetto tattico abbastanza complicato. Poi magari mi dite voi la vostra. Grazie a tutti. Allora Daniele, io prendo questo, visto che stavo parlando proprio del mercato, e ci sta tutta l'idea di sacrificare un Raspadori che tatticamente non lo riesci a inquadrare e prendere un centrocampista. Cioè, decidi di fare quest'anno con Lukaku Simeone, ok? Se poi hai dei problemi così, ti inventi un falso 9, adatti un McDonald's, qualche cosa la fai, però te la fai con la doppia punta. Raspadori, in questo momento io mi sento, se qualcuno poi è interessato, magari però all'estero, non alla Juventus, non diamo una mano alle nostre avversari, ma se qualcuno è interessato all'estero, per esempio De Zerbi, per farci capire, lo dai via e utilizzi il budget per prendere un vice McTominay, un box to box di cui Conte si possa fidare, perché anche le partite in cui vuoi svoltare, l'unica cosa che svolti è quando metti Neres e fai cambio uomo su uomo. Invece se vuoi aggiungere delle cose per mettere in difficoltà una difesa che magari ti ha preso le misure, sta chiusa, oggi l'Udinese si è aperta e quindi tutto a posto, ma per le difese che restano belle chiuse devi a volte switchare anche con delle caratteristiche diverse, non dico cambiare modulo, ma buttare dentro più gente che possa fare la differenza. Servirebbe un nuovo McTominay. Dico una frase, dico un nome che in questo momento non significa niente, però che il Napoli aveva individuato e che poi non ha preso, perché ha preso Brescianini. Cioè quel tipo di mezzala box to box che può finire anche sotto la punta, che fisicamente ce n'ha, che ha tanta corsa, tanto fisico e anche qualche gol nelle gambe. Un Brescianini che il Napoli non ha preso perché poi ha preso McTominay. Quel tipo di giocatore là. Lasciamo fare a Conte, lasciamo fare a Mann, sicuramente in base al budget, perché poi il Napoli comunque ha speso e quindi non lo so quanto si muoverà a gennaio. Vediamo cosa succederà. Allora, leggiamo altri messaggi. Sembra che quando si verticalizza anziché andare sulle fasce dove ci bloccano più facilmente sia un'alternativa da cercare più spesso, come nel gol di Lukaku e Anguissà. Anziché andare dove ci bloccano più facilmente sia un'alternativa da cercare più... Sì, nel senso la verticalizzazione centrale, come ne parlava anche Fabio, sicuramente. Il Venezia sta cominciando a spingere, vediamo. Ismaili pronto. Eh sì, ne stanno parlando per quanto riguarda Ismaili, il suo procuratore ha detto: io con Napoli già stavo praticamente chiudendo, se sono ancora interessati. Bisogna vedere se magari però te lo lasciano partire a gennaio. L'Empoli sta registrando la sua difesa, è difficile smuoverli adesso, magari tu lo puoi bloccare, lo prendi e lo lasci come hai fatto con Rachmani e magari te lo tieni così e vediamo cosa farà. Ci vorrebbe e mica hai torte, vai muzzicata la lingua, diceva Ugo D'Alessio. In quale commedia? Vai muzzicata la lingua. Ci vorrebbe uno Zielinski. Luigi per esempio è on fire. È bizzarro per gli atalantini accettare gli brescianini in squadra. Eccolo, lo vedo e lo sento e lo aggiungo alla scena. Però se faccio così sta solo lui. Devo trovare un modo per... Ciao Guido. Buonasera. Allora, posso... Ah, vedi, guarda i potenti mezzi. Mettimi il più piccolo possibile. No. Buonasera amiche Bellini e buonasera amici Bellini. Buonasera Valerio, col tuo permesso, solo col tuo permesso. Sì. Vorrei salutare gli addetti alla manutenzione delle piste su ghiaccio. Bellissima questa cosa qua. Che mica è facile. Il terreno, il campo di gioco è una cosa, tu ari,
La pista È sul ghiaccio. fondamentale che la manutenzione delle piste sul ghiaccio di pattinaggio sia ottimale, ragazzi. Che cadi lì ti fai male. Ce l'ho fatta. Il Napoli doveva vincere, ha vinto. Bene. Sapete, nella chat dei poeti estinti, segretissima, e non solo ero molto preoccupato, e questo è il momento decisivo della stagione del Napoli. Queste 7 partite, no? 4 finali del girone di andata, le 3, 4, 7, 8 partite iniziali del girone di ritorno. Perdere punti qua non è una... Napoli doveva vincere, non è scontato mai che vinca. Attenzione. Assolutamente, l'abbiamo visto proprio oggi. Però adesso perdere punti significa veramente buttare a ortiche tutta la fatica e il lavoro fatto, perché 35 piuttosto che 36, 38 o 41, ragazzi, 41 e 35 cambia tutto, perché poi inizia il campionato dove tu marchi gli avversari. Quando tu hai un certo tipo di vantaggio, poi diventa proprio veramente un fatto algebrico, non sei più costretto a vincere tutte, ci sono squadre che si possono permettere dei pareggi negli scontri diretti. In questo momento, tra l'altro, vediamolo subito, come era questa la condivisione, sì, così ho imparato. Ah, che bello, vediamo se è tutto, perché io sto veramente, stiamo sperimentando cose nuove, vediamo come funziona. Vediamo subito. Nel frattempo questa è la domanda, bravo Brokenocci. Domanda che riprendiamo per Guido. Benissimo, io aggiungo alla scena. Ah, guarda là, va. Siamo molto più veloci così. Siamo molto più veloci, siamo molto tecnologici. Perché chiaramente a giornata la 15ª, perché veramente sono troppe poche partite, sarebbe un non senso la 16ª. Siamo chiaramente in perfetta media classifica Guido. Io spero che Conte e i ragazzi facciano meglio dell'auspicata classifica Guido. Dipenderà dalle prossime 2 partite. Però, tra l'altro, questa classifica giornata alla 15ª, ripeto, non alla 16ª, può essere solo peggiorativa per il Napoli, perché le squadre che devono recuperare una partita sono Inter, Fiorentina, Milan, Bologna, cioè tutte squadre in zona Champions, che continua a essere altissima. Perché se la sesta squadra, la Juventus, attualmente ha 3 punti, non sempre, ragazzi, la Juve con la Juve dell'anno scorso, ma la sesta con la sesta dell'anno scorso, che deve essere abbastanza chiaro ormai, ha 3 punti, la sesta, ragazzi. Poi la quinta, cioè la media Champions in questo momento è altissima. E quindi tu potresti anche arrivare a 80 punti e servono 81 punti, e noi 3 siamo famosi per avere il record, ormai nessuno fa 91 punti in Italia, non ha vinto lo scudetto, e con 12 punti in un girone di Champions non si è qualificata. Quindi Napoli ha fatto un brutto primo tempo, secondo me, proprio scialbo, senza qualità, senza ritmo, senza particolari idee. E noi sappiamo che quest'anno, quando il Napoli è passato in svantaggio, non ha più recuperato, e quindi la prima buona notizia è che abbiamo rotto questa, non è un tabù, diciamo, questa abitudine. Poche volte abbiamo perso tutto sommato con Verona, Atalanta e Lazio. Secondo me è una sconfitta di troppo, vabbè. Secondo tempo meglio, soprattutto quando l'Udinese si è allungata. Io ve l'ho scritto in diretta, lo respiravo e non ne abbiamo approfittato, però poi ne abbiamo approfittato, quindi si è visto un Napoli che, come ha detto Conte, ha avuto più voglia di vincere, coraggio di vincere, che paura di non farci. E questo cambia sempre tutto nello sport. Cosa non mi convince, Valerio, e non so se è migliorabile, il che non significa che non lo sarà, ma che in troppi tratti della partita il Napoli è troppo lento sia di testa che di piede. Ti faccio un esempio su migliaia che potremmo fare dall'inizio del campionato a questa 16ª. Oggi abbiamo visto che Nesta ha fatto una signora partita, molto voglioso, buona qualità, ha cercato sempre il fondo. Neres, avevo capito, Nesta ha detto. Sì, non Neres, no? Okay. Quindi stiamo valutando una prestazione convincente. E non è facile, non giocando mai, non avendo mai il ritmo gara. È stata quella azione, eravamo già passati in vantaggio, no,
dove lui è andato in percussione, si è toccato una volta, la seconda volta, la terza volta ha permesso poi la chiusura. Lui, il passaggio era giusto sull'altro lato del campo per un eventuale inserimento. Ecco, il Napoli è un po' lento di testa e di piedi. E questi tempi di gioco che tu perdi, perché non è solo un fatto di tecnica, anche di testa, quanto era sottovalutato da tutti quelli che conoscono il calcio, Hamsik, che anche dei passaggi apparentemente semplici, però passava spesso di prima, anche il passaggio all'indietro di disimpegno, intanto ti dà ritmo alla partita. Questo è un aspetto che il Napoli deve migliorare, soprattutto in un campionato così chiuso, non solo nella classifica ma nelle partite. Lo può migliorare? Non lo possiamo sapere. Qua andiamo veramente nel divino Telma, bisogna vedere nella veggenza. Nella veggenza. Però questo è un punto che io vi lascio sul tavolo, che non è una critica, però è vero, non solo di piede, non solo di tecnica, ma a volte lì è la capacità di pensiero. Però se serviva una vittoria, non puoi regalare sempre i primi tempi, perché oggi era l'Udinese, squadra onesta ma modesta, con tutto il rispetto sportivo, e non mi interessano i cuori, cioè, siamo nel 2025, il mondo sta andando in certe direzioni, mi sembra anche un po' da cavernicoli soffermarsi, non noi, nel senso continuare a fare queste cose che non hanno né fantasia né cose, proprio stupido. Non chiedo manco coerenza, perché se odiate Napoli dovete eliminare dalla vostra vita qualunque cosa che riguardi il mondo napoletano, dalla pizza alla musica all'arte, è troppo facile odiare, però a parte le battute, quindi bene. A questo punto siamo alla 16ª, mettiamo un altro cosa, non è più dove lo prendiamo? Questo non è nullo, scusate. Pasquale, nel frattempo che tu così rispondo io a Pasquale, aiuto, che partita hai visto? Ho visto il miglior Napoli della stagione anche nel primo tempo. Pasquale, non ti guardare la mia reaction domani, o meglio, guardatela e mi sentirai dire proprio il peggior. Io sono stato molto più tagliente di Guido. Io nella mia reaction mi sentirei dire il peggior Napoli dell'era Conte ho visto nel primo tempo, ma non per quello che abbiamo, spiego, non per quello che abbiamo subito, perché non abbiamo subito niente, abbiamo subito molto di più con il Como, per esempio, abbiamo subito con il Cagliari, ma per come abbiamo sviluppato, che eravamo prevedibili, che non c'era molto ritmo, ed era il famoso 4-3-3 che diventa piatto se non si muovono le cose, io ho detto, quindi in diretta, reaction, non me lo posso rimangiare, il peggior Napoli che ho visto finora. Quindi è bellissimo il calcio che ognuno vede proprio il miglior Napoli della stagione contro il peggior Napoli della stagione. Aggiungiamo quest'altra slide. Ce la posso fare. Sì. Così. E aumento. Le sostituzioni, esatto. Sono emozionato dai nostri potenti mezzi. Che bellezza! No, a parte le battute. È molto più rapido, così posso dare tempo più tempo per le domande. Raga, ormai sono più le partite dove non hai fatto la quinta sostituzione che quella in cui le hai fatte. Si mantengono molto alte, oggi è detto 80, 85, 85, 89. E ricordate che più si va avanti, più le partite poi pesano, e più è difficile. Qualunque allenatore che non diventa conservativo, chiaramente. Ragazzi, io come sempre auspicavo e auspico, l'ho tolto adesso. Va bene. Tanto era chiaro. Che vengano inserite più cose. Apro una parentesi, Valerio, poi questa purtroppo dobbiamo farla solo con gli screenshot, perché oggi abbiamo visto una delle ragioni per cui il calcio rispetto alla pallacanestro, all'NBA, a sport anche molto più ricchi, dove quindi insomma la differenza tra una vittoria e una sconfitta pesa tantissimo, vede non solo in Italia e in Europa si devono fare quelle 3 squadre ciclicamente, perché il fallo di mano c'è, parliamone. Però quanto è istintivo proteggersi il volto, quanto invece tu dici
e nella stessa giornata c'era un fallo totalmente diverso, totalmente diversa l'azione, la dinamica, eccetera, però diciamo, uno potrebbe dire più fallo di mano, ma sono quelle cose che sono appannaggio dell'interpretazione dell'arbitro che lo stesso arbitro che ha detto no, ho visto io, però le due caviglie, non solo una di Anghissà e Polpacci vengono presi in area di rigore, e la stessa terna arbitrale dove una palla è uscita di tanto dalla linea laterale col guardalinea. Mamma mia, Zemurà sulla fascia, là era uscita, ma stava proprio vicino il guardalinea. A 55 centimetri. Pazzesco. E tu dici, ma insomma, ma io che sto guardando? E io chiedo supporto a te, perché me la sono vista, rivista, chiaramente non possiamo far vedere la sequenza filmata, e questo ci dispiace, però non... Aspetta, share screen. Oh, vediamo. Lo dico perché a me non piace quando determinati colleghi fanno vedere fermo fotogramma e ci costruiscono una cosa che non significa niente. Tu devi vedere effettivamente tutta l'azione filmata. Il famoso fallo di rigore che ha avuto l'Atalanta. Io mi sono visto da tutte le posizioni possibili, immaginabili. A me sembra che lui si autocolpisca la gamba. Poi vi faccio vedere 2 o 3 fotogrammi, ripeto, non mi piace questo sistema, ma rispettiamo insomma i copyright, figurati quelli della UEFA ancora più... sono ancora più tremendi. Sì, ancora più ti aspetta che ti ho tolto. Però cioè, io non esco pazzo, ho detto veramente sia il multiverso Marvel. No, io ho visto che cioè, da un'inquadratura da dietro si intravede, veramente difficile, però si intravede un tocco di Ciauna sul piede. Nel momento in cui sente quel tocco si autosgambetta e però vedi qua, Vale, vedi questo qua, ripeto, l'ho vista. Poi considerate che io ho i programmi per montarmi video. Sì, qua è quando si autosgambetta. Apro chiudo una parentesi, nel senso non sarò famoso come determinati colleghi, però dato che provengo da un altro mondo, che è quello del cinema, e quindi io fermo le cose a 0,0000, cioè veramente a un fotogramma al secondo, e mi posso divertire perché sono programmi professionali. Sì, questo c'è per il momento, però me lo sono studiato da tutti i possibili punti, il resto dell'idea. Però l'arbitro è uno di quelli importanti, non era quello che non diede il rigore sullo Lozano, no? Ah, madonna mia, io poi me li dimentico gli arbitri, perché non vorrei dargli importanza, ma Doveri per esempio è uno di quelli che gestisce la partita invece di arbitrarla. Sì, perché oggi la palla è uscita, è un'azione lenta sul fallo laterale, stai lì, proprio vicino, e non è successo niente. Però ti creano quell'ansia, hai detto, ma insomma, sono i miei occhi che non funzionano più, o c'è qualcosa che non va. Chiudiamo questa parentesi, vi faccio vedere 2, ma me la sono scomposta tutta. Sì, potrebbe essere impercettibile, però è veramente impercettibile, mentre lui che si autocalcia è netto. È vero, è vero. Era Marciniak, io poi non mi ricordo. Sì. Era Marciniak. Comunque, sì, Guido, trovami un equilibrio tra queste due cose, perché io probabilmente in reaction, preso anche dal risultato, stavo come un pazzo e mi viene da dire il peggiore. Il migliore non mi sento di dirlo il primo tempo migliore. Troviamo un equilibrio tra le due cose, insomma il Napoli qualcosina l'ha creata, quel tiro di Neres al volo fuori sul primo palo, il tiro di Anghissà aveva meno di 1 di XG e mi sembra che l'hanno detto gli stessi giocatori che Conte insomma li ha un po' svegliati, quindi insomma parlano. Ok. Kovacs è andata, Marciniak ritorno. Sì, ma Vale, mettiamo il caso che non dava il rigore, comunque era 0-0 la partita, non è che tu era troppo lento, molta difficoltà ad andare al tiro, a riempire l'aria, poi se siete contenti così, io no, anche perché temo che se tu vai con questo tipo di prestazioni, non solo il primo tempo, per tutte le partite, di partite ne vinci poche, così. Tant'è vero che per il secondo tempo è cresciuta non solo la qualità, anche l'intensità, ed è bene, ho sentito il commento, detto il Napoli non si è accontentato del secondo gol, di spallettiana memoria questa idea, no? di andarsi a prendere il terzo gol. Sono contento che l'ha segnato
Anghissà, perché sta facendo una bella prima parte di stagione, in percussione, un bel gol anche a vedersi, tra l'altro ha resistito all'eventuale fallo, no? Lì poi sarebbe stato carino, è ultimo uomo no, perché erano tutti in linea, però insomma c'è da lavorare, stiamo mettendo punti in cascina, io l'ho detto, Inter e Atalanta supereranno i 40 punti, mi piacerebbe che la terza squadra sia il Napoli e non la Lazio, vedremo. Allora, vedi, qua mi trovo con Pasquale invece. Hai visto Cagliari? Perché qua, questo l'ho detto prima in live, Pasquale, tu hai detto che seguivi dall'inizio. Hai visto Cagliari-Atalanta oggi? In Italia nessuna squadra domina per 95 minuti, poi pretenderlo dal Napoli che sta ricostruendo mi sembra eccessivo. Questo sì, è proprio la mia analisi di questo Napoli, è la nostra consapevolezza che stiamo ricostruendo e che non possiamo andare a dominare dappertutto. D'altra parte, Guido, stanno dicendo in tutti, l'Atalanta sta vincendo queste partite, tra virgolette, da grande squadra, cioè quando non distrugge l'avversario e la svanga. Quando poi l'ha fatto il Napoli, cortomuso, eccetera, eccetera, siamo sparagnini così. Io vedo che il Napoli sta provando almeno a dominarle le partite. Poi ti devi abituare, perché è una cosa nuova il Napoli col possesso palla. Io non ho un bel timbro di voce, quanto mi piacerebbe avere una voce tipo alla Luca Varla, e non sono attore e non ho neanche questa dizione meravigliosa, però almeno l'italiano lo parlo bene, e quindi nel senso 2 difetti su 3, diciamo, nel senso che non si è detto il Napoli deve dominare, è come per dire oggi è lunedì, ma tu che cosa hai contro il martedì? Io non ho nulla contro il martedì, infatti il martedì è pazzesco come noto, però oggi è lunedì, allora uno deve dire il primo tempo secondo me, tra l'altro io dico sempre secondo me, non è così, anche perché non mangio merendine scadute, sto fatto che non potremo mai sapere. no, e tra l'altro è la 10ª vittoria, quindi non so che cosa c'era in queste merendine scadute, qualcosa che ha fatto veramente male anche a onnubrilare il cervello. Comunque tornando a noi, non si è detto il Napoli ha dominato, devi dominare, se non domina è fallimento eccetera, si analizza la prestazione. Tra l'altro delle volte Conte stesso ha sottolineato delle mancanze, e subito però poi aggiungendo stiamo facendo un percorso, ci vuole tempo, possiamo col lavoro accorciare i tempi di questo percorso, quindi sono 2 cose totalmente diverse, dire quello e dire quello che ho detto io, che diciamo noi. Il primo tempo, a mio modesto parere, tra l'altro non è che sta vincendo 2-0 immediatamente, è stato bruttino e l'abbiamo visto anche perché. Tra l'altro le sconfitte fanno male, Conte era tra l'annoiato, il preoccupato, l'infastidito, non lo so, solo lui può saperlo, noi possiamo avanzare anche qui una sensazione, ma manco un'ipotesi, però le sconfitte fanno male, 2 di seguito, no? Lui ha tagliato corto, un'eliminazione a 0 punti, bene che Napoli è ripartito, perché è un campionato, lo stiamo dimostrando domenica dopo domenica, poi può cambiare chiaramente, dove non puoi perdere veramente punti. Forse vinci il campionato con 86-87 punti, ma puoi andare in Champions con 80 punti, che rispetto all'anno scorso mi sembra con 70-69, insomma, cambia parecchio. L'anno scorso la Juve è andata in Champions con 71, e l'Atalanta con 69, cambia, tra 69 e 80 devi vincere molte partite in più. Guido, facciamo una cosa fantasmagorica. Allora, sto esagerando, però potrebbe essere simpatico. Visto che fanno discutere, poi faremo l'analisi eccetera eccetera, fanno discutere le prestazioni individuali, mo qua c'è tutta la rosa, vediamo se girando la ruota esce un nome e tu mi fai la descrizione come hai visto la partita, magari esce qualcuno che esce Foloruscia e Mazzocchi è stato buono, però vediamo un pochino. Troppi pochi minuti. Insomma, veramente troppo pochi minuti. Troppo poco. Si segnala sempre veramente quel ragazzo. Ho esagerato. Però la sua zampata, il suo tentativo, si è arrabbiato molto per quel colpo di testa, era molto alta quella palla in realtà, però tu hai visto lui ci teneva a far meglio, no? Ha sbattuto le mani sull'erba,
così ne ho detti 2, troppi pochi minuti. Non possiamo veramente... Sarebbe poco serio e ingeneroso nei confronti del ragazzo, ma anche se avesse sbagliato uno stop, ragazzi, tu devi avere il tempo. Io dico che devi giocare 30 minuti in una partita, poi chiaramente puoi entrare, fare un gol eccezionale, però lì risulta tristi, nel senso dovresti giudicare il gol e tu hai fatto un gol in rovesciata eccezionale, ma di nuovo è solo quello, perché se hai fatto 5 minuti solo quel gol, il calcio un po' risulta triste. Allora ce l'ho il modo, perché così allarghiamo un po' e possiamo parlare di i difensori. I difensori, Valerio, oggi ogni tanto si sono persi qualche anticipo. Di nuovo, secondo me, chiaramente non malissimo. Io non amo fare la differenza Giulio Cesare, è facile da tradurre, Cicerone è difficile. È chiaro che Messi al massimo stato di forma è più forte di un giocatore del Chievo, però Aronica sbaglia la partita col Chievo e non in Champions League, quindi non funziona così facile il calcio, altrimenti tutto sarebbe estremamente prevedibile. Approfitto, ti chiedo su Olivera. Le scorie, meglio che oggi c'è stata qualche incertezza, qualche anticipo, che è giusto tentare l'anticipo, qualche misura nelle chiusure un po' così, come possibile, non perfetta, migliorabile, un'onesta sufficienza. Sul rigore, tra l'altro è casuale, nel senso, tutto sommato Meret indovina l'angolo, forse vedete come da una inquadratura, perché anche Meret fa parte della fase difensiva, può sembrare poteva fare di più, dalla inquadratura diversa a raso terreno vedete quanto il portiere è favorito, perché nonostante il tempo di reazione sia ottimale, si gira, si butta a terra, non ce la fai, ragazzi, non è la PlayStation, e il tiro non è angolatissimo, non può far nulla sulla ribattuta, quindi sfortunato, è un rigore, non puoi dire lo poteva calciare spostare con le mani verso il fuori. Difesa migliorabile, ma io e 2 di seguito, anche se chiaramente è variato la rosa, uno può dire, fanno perdere le sicurezze, quindi mi aspettavo questo tipo di reazione del Napoli, che non partisse bene, temevo di buttare 2 punti, sono contento che invece ha vinto, va bene così. Allora rispondo a Manuel che Foloruscia non era convocato oggi, non so che tipo di problema ha avuto, ma non poteva essere della partita. Non riesce a prendere spazio in questo Napoli, almeno come riserva. È riserva, oggi non era convocato, quindi qualche problemino fisico, non lo so, perché poi è stato reintegrato. E nei minutissimi finali Conte lo butta dentro. Si può dire che sono le sostituzioni per perdere tempo. Me lo chiedeva Fabio. Sì. E adesso la condivido, vai. Fabio, li ho fatte per tutte le 20 squadre, però veramente non ha senso paragonare il Napoli al Como. Mettiamo le 8 sorelle. Chiaramente qua è aggiornato alla 15ª, con ovviamente Fiorentina, Inter e Milan che ne hanno 14. Tutta tua, Valerio. Possiamo fare cose pazzesche qua. Martedì pazzeschissimi. Eccola qua. Perché era stata un'espressa richiesta. Guido, mi fai questa cortesia? Ha detto io l'ho fatto tutte e 20, a parte che verrebbe lunghissimo, 20 squadre, però secondo me, cioè, se il Napoli deve essere paragonato, con tutto il rispetto, al Como, per esempio un Empoli che sta facendo una bellissima stagione, e di nuovo metterà in lustro i giocatori che poi verranno presi dalle altre squadre, però delle 7 più una sorella, tra cui noi stessi, con 8 sorelle, Male Maluccio. Questa non è aggiornata oggi, per ovvie ragioni. Oggi diventano 219 i tiri, 61 in porta, 39% e 10,95. L'ho detto, quel 10-11% è troppo basso, ragazzi. Dobbiamo andare almeno per
13-14 partite a meno che non fai veramente una difesa per tutto il campionato dove prendi 24-25 gol. Bene. Allora, nel frattempo io sto cercando di capire. No, non devi sparire tu, deve sparire quello. Esatto. E recuperiamo altri commenti. Ma le sostituzioni al 90° che impiegano pure meno dei 30 secondi di recupero che causano, che senso hanno? Gilmour entra 3 minuti a partita, l'altra volta Simeone al 92°. Bah. No, quello per il fatto del recupero, oggi tra l'altro onesto recupero perché papà quando ci faceva fare le lezioni private, perché per lui la matematica che si insegnava a scuola non era sufficiente, quindi noi dovevamo imparare una matematica aggiuntiva e non bastava risolvere le equazioni correttamente o prima c'erano le espressioni, lo dovevi fare con meno passaggi possibili. E io mi trovavo, chiuso questa parentesi, in un trade-off, perché invece la professoressa squadra quando l'ho acceso la lavagna ti è saltato un passaggio, ho detto ma comunque sempre quello, l'ho fatto nella mia testa perché voleva 20 minuti totali di recupero. Ogni tanto lagga, ma questo però dovrebbe, se io sono costante, la colpa è della linea italiana e non della cosa americana. Nonostante stanno facendo i lavori sulla fibra ottica, sono ma fanno sempre lavoro. Comunque sì, sono pochi i minuti, diciamo, i minuti di recupero quando c'è una sostituzione per regolamento sono 30 secondi, sempre poi appannaggio l'arbitro potrebbe aggiungere qualcosa per ulteriori perdite di tempo, però insomma quello è un discorso, il discorso che hanno veramente pochi minuti per mettersi in mostra, per entrare in istituzioni né tecniche né tattiche, proprio di giusto che poi alla fine il giocatore figurerà quando lascerà il Napoli 302 presenze, no? Perché tecnicamente oggi è una presenza perché è entrato in campo, però molto poco, perché poi a conti fatti poi devi vedere quanti minuti giochi il campionato, i minuti per... Sì, ce l'ho, questo non te l'ho passato, cioè, certo che ce l'ho sempre aggiornato per aggiornato. Stiamo esagerando, questa è la verità, è che stiamo esagerando. Più il campionato va avanti, più pesano i punti e più si diventa conservativi, non è che poi la partita decisiva adesso ne cambio 5, faccio giocare Marin, no? Che ha 0 minuti in campionato. Tra l'altro Valerio l'ha detto, l'ho ascoltato, no? Che prima di entrare che Conte prima ha detto una cosa però poi non è riuscito a fermarsi, ha detto se c'è bisogno in caso di necessità proprio estrema. McNominay, senza considerare la partita di oggi, così è più, ha giocato 1093 minuti, no? Floruscio 123, di cui solo 51 in campionato e 72 in Coppa Italia. Anche altri giocatori, no? Chi ha giocato tanto, perché comunque Neres, Gong ha qualche presenza in più, però insomma 246 minuti e 466 minuti sulle gambe e Olivera non so, ne ha 1083. Tu pensa alla partita di oggi che allarga ancora di più questa forbice, poi a fine anno quello che conta, come dice Indiana Jones nel primo Indiana Jones, non sono gli anni, sono i chilometri, no? Quando Mario non li cura le ferite. Ecco, in questo caso la citazione ci sta. Domanda a cui è difficile rispondere, se Osimhen può essere ceduto a gennaio. Come fai a sapere? Noi non conosciamo tutte le varie tra il Napoli e il Galatasaray, che è giunto il soccorso perché Osimhen era finito fuori squadra e il Napoli aveva perso un asset e comunque gli doveva pagare lo stipendio, quindi intanto gli paga tutto o parte dello stipendio, anche questo non si è mai capito. Male non sta facendo lì perché segna, ha trovato il sorriso, poi lui ha l'alfiere degli alfieri, chi non vorrebbe avere nella vita come in campo Mertens. Abbiamo scoperto che Ilicic era passato
No, Guido, ma che brutto. Non ha fatto, aveva addirittura firmato, aveva chiamato Ancelotti, Giuntoli e Mertens, perché chiusa questa parentesi. Non dipende da noi, nel senso, secondo me, poi lo ripeto, non conosco le varie clausole, da un punto di vista calcistico per il Galatasaray, che è anche un giocatore che si è fatto male non da poco, non vedo perché lo dovrebbe dar via, salvo non ci siano appunto clausole che se ti chiama il Manchester United ti puoi liberare. Quindi abbiamo delle conoscenze vere, a parte di tante frasi che vengono buttate lì. E poi calcisticamente in questo momento non solo ne hanno bisogno, ma sta facendo bene. Adesso è infortunato per infortuni alla schiena, però sta segnando, è anche big gol. No, Guido, Neres più Kvara assieme ti danno affidabilità per il gioco di Conte? Nel senso, insieme o uno sostituto dell'altro? Insieme, credo, perché questo è il tema, insomma, avere Neres a destra e Kvara a sinistra. Possano, perché Kvara ormai è diventato molto più solido anche nella fase difensiva, pure troppo forse, perché l'altro può solo che migliorare. Giocando così poco è chiaro che può nascere qualche sbavatura, però non è una di quelle coppie, quelle strane coppie totalmente più da figurine da Real Madrid, da cose assurde che poi fanno disastri. Potenzialmente si può lavorare, potenzialmente potrebbero essere anche due bei sulle due fasce, due bei grimaldelli. Tra l'altro Conte l'ha detto, oggi ha lanciato avere la possibilità di vederlo in entrambe parti del campo. Potenzialmente sì, non è una cosa campatilaria in aria. Potenzialmente potrebbe essere una chiave di lettura importante per dare quella qualità in più che in questo momento serve a Napoli. I numeri sono numeri, siamo delle 8 sorelle, quelle che abbiamo in questo momento la percentuale di campionato disastroso. Guido, un consiglio che ti danno, se puoi chiudere pagine e app sul computer che magari occupano banda in upload. Questo potrebbe... No, io non ho nulla, ho solo i file. Infatti Sì, una cosa che faccio, ringrazio per il consiglio, ma non sono proprio un impedito tecnologico. No, ma è proprio la questione di connessione. Sì, nel senso che ho solo una pagina, quella dove siamo noi, nessuna pagina aperta di internet, nessun file di zero, proprio per lasciare il computer, che è anche bello potente perché monto video, nel senso, quindi è proprio la connessione che è italiana ce la fa. Prestazione di Olivera, perché qualcuno ha scritto prestazione incredibile, io ho detto prestazione media, non ho visto la prestazione incredibile che abbiamo visto, che hanno visto gli altri, però magari c'ho io il bias che insomma non ho visto, stavo troppo preoccupato per il risultato. Mi sembra abbastanza onesto dirlo che più media, no? È sembrato meno brillante nella corsa, meno incisivo, ma qua di nuovo non è che subito colpevolizzate, no ragazzi. Steven Spielberg ha fatto il secondo Jurassic Park, io ogni tanto me lo rivedo perché ho sempre detto forse sono troppo severo, non è così brutto, lo rivedo, no, è più brutto e non è solo perché ha fatto quel film brutto, cancelliamo tutta la carriera, ma non possiamo neanche omettere la sua carriera che ha fatto The Lost World, Jurassic Park 2. Quindi per darvi un'idea che non è che quando uno dice oggi ci è sembrato meno brillante, state sempre disfattisti, parlate male, siete il male di Napoli, però è anche giusto valutare, è sport, no? È il bello anche questo di vedere nelle 38 giornate qua ha fatto questo, qua è migliorato, sempre una delle domande che si potrebbe fare a Conte, perché ultimamente non lanciando più idee, hai visto che si è fermato il mercato delle idee, no? Quando io zero proprio, invece fai sempre questo tipo di domande che è anche onesta, però sembra già contenere la risposta. Penso quando Agassi divenne numero 1 al mondo, lui è della scuola Nick Bollettieri, e Agassi, e poi è successo a tutti i tennisti dopo, fu costruito come tennista, anche se lui poi ha raccontato tante cose che era triste,
nel senso che quest'anno dobbiamo migliorare la seconda palla di servizio, quest'anno cosa che sta facendo molto bene Yannick Sinner, no? Molto bene. Ecco, una domanda più tecnica, senza andare nei segreti, e giustamente a volte gli allenatori ti devono non rispondere, no? Questi step, ha detto Napoli, migliorare sull'aggressività della seconda palla, migliorare che è un po' troppo prevedibile sempre sugli schemi di palla inattiva. C'è stata una domanda, noi li battiamo gli angoli, no? Però io non voglio regalare troppi spunti ai colleghi, però questa è una cosa che si può chiedere a Conte, no? In questo percorso di crescita, quali step sono previsti, come l'andamento proprio a livello di riparto, quindi non solo i punti, che si è emozionato a tornare a Torino, avete meno punti l'anno scorso, andando più sul campo, sulla tecnica, senza chiedere poi di svelare determinati segreti, la formazione che tutti vogliono. Questo potrebbe essere interessante. D'altronde vi ho fatto un esempio, lo hanno fatto, cioè si fa, lo fanno negli sport singoli. Pensate quanto è molto più affascinante per una questione numerica in uno sport di squadra, perché nello sport singolo sei tu contro la tua prestazione, devi migliorare quello. Nello sport di squadra diventa da un lato più complesso, però dall'altro lato, sia per chi è allenatore e per chi poi osserva e studia il calcio, decisamente molto più affascinante, non perché uno è più bello dell'altro, perché è più complesso avere a che fare con tanti giocatori. Allora, ormai di bocca buona è un po' stanco delle conferenze, e anche Conte l'abbiamo visto stanco. Ecco, vi regalo questo spunto a chi lo vorrà raccogliere. Domanda a cui io ho risposto in reaction, quindi la gente non sa cosa ne penso del rigore. No, l'ho detto, Valerio, è un po' casuale, ragazzi, lì non può veramente. Noi siamo di una serenità incredibile nell'affrontare ogni volta, partita per partita, Meret. Il grande eroe di vita ha detto una frase bellissima, che l'onestà intellettuale non può essere mai ideologica. Quando l'ho sentita ho detto, vedi, allora non sbaglio io a dire da Valerio non sono ideologico, che non significa non esserlo nella vita, è una sfumatura molto, molto importante, anche molto colta. Ragazzi, è un rigore. Vedete soprattutto la ripetizione da dietro la porta all'altezza del terreno. Lui si butta bene, col giusto tempismo la para, la palla prende quell'effetto, diventa veramente un passaggio al bacio per il giocatore, lui ha il tempo di rialzarsi, umano, nel senso che è troppo il vantaggio per un fatto proprio che così siamo creati, così è il calcio, quindi sul rigore a questo punto segnava, dice non è stato bravo, è incolpevole. Non è un tiro da fuori dove tu dici devi avere la tecnica per cercare di portarla verso l'esterno la palla e non farla ritornare all'interno dell'area piccola. È un rigore un po' più difficile, poteva prendere un effetto leggermente diverso, è stato un effetto a tutto vantaggio anche nell'angolo di posizione, perché poteva essere leggermente più spostata, allora lì Meret poteva compensare, perché l'attaccante aveva un centesimo, non so, un decimo di secondo in più da dover fare. No, non possiamo colpevolizzarlo sul rigore. Annullato il gol a Ildiz, perché ovviamente ce l'ho io nel fantacalcio, quindi annullatissimo. Aggiungo a quello che ha detto Guido, spoilerò un attimo quello che ho detto in reaction, e che in realtà questa volta Meret va troppo, dato che il rigore è stato tirato malissimo, Meret spinge troppo, e quindi se l'è ritrovato. Se avesse tirato più angolato, Meret l'avrebbe probabilmente allungato verso l'esterno. Invece praticamente se lo trova più qua e quindi respinge all'interno. Veramente non è colpa di Meret. Però ha indovinato l'angolo, l'ha presa. Stiamo parlando di sfumature. Io confido intanto che uno non ne prenda tanti di rigori così, un po', perché questo com'è un rigolino, come lo vogliamo chiamare, che però nella sua testa aumenti l'autostima, nella testa di un avversario. Comunque lui le mani ce le mette. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno
questo rigore, anche perché comunque la partita l'hai vinta. Mi sembra andare veramente nella faziosità accusarlo per questo rigore, perché ci sono degli elementi che diventano casuali nel calcio. Senza dubbio. Il pallone è assolutamente al centro delle mani, è impossibile allungarlo, esatto, quindi gli è capitato proprio al centro. Io preferisco che il mio portiere li pari i rigori, poi sulla ribattuta vediamo. Vale, indovina l'angolo, indovina il timing, però come hai detto tu, non è che il portiere può prevedere, non sarà angolatissimo, quindi effettivamente ci arriva troppo bene. Questa è una di quelle volte in cui quando tiri troppo bene si sa che poi il tiro è prevedibile, stessa cosa. L'hai proprio analizzata, scusate la ripetizione di parola, scusi, ma qua ci vuole. L'hai analizzata bene, ci è arrivata troppo bene e paradossalmente a volte nel calcio capita agli attaccanti, no? L'ha presa troppo pulita e diventa un tiro telefonato. Vedete, noi abbiamo fatto un gol su un'azione meravigliosa del nostro attaccante che però poi si conclude con una svirgolata clamorosa. E intanto quella svirgolata ha costretto all'autogol. Ci sono degli elementi del calcio, altrimenti diventa troppo schematico, ragazzi, che andrebbero riapprezzati, perché la gente ormai pensa solo al risultato e quello determina tutto. Se è un fallito, saluta la capolista, che tristezza. Allora, io faccio un tentativo, io sono in chiusura, non perché dobbiamo chiudere per forza a 2 ore, ma perché ho ospiti a casa e quindi devo assolutamente dare una mano in casa. Però faccio questo tentativo visto che siamo in chiusura. Se mando il link si distrugge tutto il sistema, questa è una cosa che voglio provare. E quindi mando il link velocissimamente, che non si dice, è brutto velocissimamente, quindi, perché essendo un aggettivo, poi farlo diventare un avverbio non mi sembra il caso. Allora, qua mando il link, sta nel canale Telegram. Basta che non sbagli il pulsante, vale? E non premi il pulsante ordigno fine del mondo, quello lì, quello no. Perché potrebbe... cioè, comunque so io i codici. Allora, link lanciato nel canale Telegram. Quindi non solo per gli abbonati, ma per chiunque è iscritto al canale Telegram che trovate in basso in descrizione. Al volo entrate. Fabio voleva mostrare una cosa a Guido. Un saluto e ci salutiamo tutti perché poi la sigla, abbiamo sperimentato questo nuovo sistema bellissimo. E Oriali, esatto, c'è Oriali a cena. Hai visto Guido? Oriali a un certo punto ho temuto che lo stessero ammonendo, invece hanno ammonito un altro dello staff. L'ha presa a ridere, si è fatto il selfie con cioè, penso che ha distrutto la serata come Oriali non lo possono mai fare. Allora, vedi? Balenciaga. Preciso, no, ho anche scritto sotto. Va bene Guido? Se no non mi credi. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, vedi, per esempio, io se aggiungo... Nick, per esempio, era già dentro. Sì, Nick. Ok, scusatemi, perdonatemi, eccomi. Io faccio questo tentativo, vi utilizzo come comunque... Cioè, se io mi sposto qua e voglio aggiungere i vari... Come si fa? Così no, li posso aggiungere alla scena. E quindi vedi che... Potenti mezzi. Comunque vale la slide prima non si è vista, quella dei tiri, perché c'era qui davanti. Lo so, questa è una cosa che devo aggiustare. Delle slide che devono stare sempre in prima impressione e devo anche preventivare la grandezza delle slide, ma ora ci organizziamo, tutto può essere nel mondo. Nick, eravamo io contro di te al mantra. Vale, scusami, vuoi ripetere? Volevo chiederti se eravamo io contro di te al mantra. Beh, Vale, il mantra purtroppo c'è un po' un periodo un po'... No, in bocca al lupo. In bocca al lupo, anche perché c'è un pochino di cose di ragazzi, è un trittico con cui mi piace. Possiamo dire? Così glielo dico a Guido, dominio Venezia, proprio dominio.
Maurizio bravo. Ciao ragazzi, sto in macchina. Bravo, ma ti vedo fermo. Sì. Karang, benvenuto, non so se ci vede, ci sente. I potenti mezzi così. Ragazzi, per non per chiudere, perché altrimenti il ritmo si perde, un abbraccio Fabio Versatile, ci sentiamo poi nelle private. Un abbraccio a Fabio. Maurizio, un saluto, però io voglio bene. Un abbraccio gigante anche a te. Ciao Maurizio. No, noi ti vediamo e ti sentiamo in realtà, caro Karang, però ottimo sorriso. Un abbraccio, ti rivedrai poi nel finale. Do un saluto anche a Nick, un abbraccio anche a te e a presto, perché evidentemente da telefonino è più difficile vedere. E Guido, noi ci aggiorniamo, grazie mille sempre per la tua presenza. Vale, un saluto a te, amiche Bellini, ai tuoi ospiti e a Migliore Oriali. vita. Questo è un campionato che si sta sviluppando anche sulla guerra dei nervi. Mister Conte, faccia intossicare e innervosire gli altri. Non so perché era arrabbiato in conferenza stampa, perché anche su questo aspetto si giocherà questo campionato. Quindi è importante che noi in questa parte del campionato ne usciamo fuori. Quello della guerra dei nervi facciamo scornare, come si dice a Napoli, gli altri. Questa è una mia idea, ma si giocherà anche su questo aspetto, non solo sul campo, le decisioni arbitrali, ed è iniziato con le schermaglie di Meotta, del presidente dell'Inter, Marotta, non mi viene il nome. Il direttore, come lui chiama direttore. Ci torneremo. Buona serata a tutti. Un abbraccio Guido, grazie mille. Vedi poi, se io poi premo sul banner, trovate Guido su youtube.com, Guido Gentile piano sequenza. Ragazzi, vi abbraccio e vi bacio. Usta Daniele, un abbraccione, non posso un bacio. E quando mi mandi i vocali, io poi sto nel letto che mi sto appena svegliando e quindi non lo posso sentire perché si sveglia mia moglie, ma poi ne parliamo con calma. Ciao, chiedo scusa perché dovete lasciare il like per il supporto. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Appena chiudo, poi succede qualcosa magari nel posticipo, ma questo è un altro paio di mani. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare.